Buongiorno, buongiorno e bentrovati alla nuova puntata di Sveglia a Trieste, come sempre la rassegna stampa, i collegamenti con la polizia locale, poi gli ospiti. Questa mattina avremo Gabriele Cinquepalmi di Fratelli d'Italia e Paolo Altin della lista Russo.Franco. Questa è la situazione, andiamo a vedere la rassegna stampa a partire dalla prima pagina del quotidiano Il Piccolo. Subito sotto la testata, in Montenegro, Meloni diserta il vertice sui Balcani occidentali, le opposizioni all'attacco. L'intervista, il viceministro Gava, il nord-est punti ospitare i mini reattori nucleari, il caso in aeroporto riprende una coppia gay per le fusioni in pubblico, Menia finisce nella bufera. Le nostre iniziative poi il Sport Business Forum del gruppo NEM. Triestina, di nuovo i finanzieri, perquisizioni e sequestri nella sede della società, nel mirino della Guardia di Finanza ci sono le fideiussioni proposte al Comune a garanzia del debito da 738.000 euro legato all'affitto dello Stadio Rocco. Nuovo blitz della Guardia di Finanza nella sede dell'Unione Sportiva Triestina con perquisizioni e sequestri sia nella sede della società alla Bardata sia a carico di due figure di spicco, ovvero il vicepresidente Marco Margiotta e Giuseppe Daniello, nuovo direttore generale e presidente del CDA. Stavolta sotto la lente degli investigatori sono finite le fideiussioni proposte dalla società sportiva al Comune di Trieste a garanzia del pagamento del debito da 738.000 euro legato all'affitto e alla manutenzione dello Stadio Rocco, fideiussioni false secondo gli inquirenti. Poi in serata la leggeremo, è arrivata la replica della società. Scuole superiori, educazione sessuale solo col consenso dei genitori. Slovenia via la bandiera della Palestina, Jansa rovescia la linea Golob. Nelle cronache di Trieste, decisione rinviata sul bando del servizio idrico e ancora studente nei guai senza ticket sul bus, fugge e spinge la guardia giurata. E ancora in via Imbriani, rubato il furgone della panetteria, caccia ai ladri. Duino Risina, vendita software, Petelin attaccato dal centrodestra. Gli esiti del sondaggio SFVG che è stato diffuso ieri sera anche a Ring, commissionato dal PD, elezioni, giunta bocciata, avanti con Fedriga e Russo, Vannacci, Ago della Bilancia, scende il consenso di Di Piazza, stroncati Ovovia e Tram. Triestina, blitz della finanza, faro sulle fideiussioni, perquisizioni e sequestri sia nella sede della società sia a carico di Margiotta e Daniello. Per gli investigatori le garanzie sono false, ipotesi tentata truffa, la presunta anomalia segnalata dal Comune. Andiamo a vedere allora quello che è successo ieri nella ricostruzione a seguito delle notizie fornite dalla Guardia di Finanza. Fideiussioni ritenute false dalla Guardia di Finanza presentate dalla Triestina Calcio al Comune di Trieste alcuni giorni fa. Si trattava dell'importo a garanzia del piano di rientro concordato del debito per i canoni e le utenze dello Stadio Rocco per complessivi 730.000 euro. Ecco il motivo del nuovo blitz questa mattina con i finanzieri che si sono presentati negli uffici della Labarda. Nell'inchiesta diretta dal PM Chiara De Grassi si ipotizza il reato di truffa circa le due fideiussioni presentate una dopo l'altra da istituti di credito stranieri privi di copertura. I finanzieri erano presenti a Rocco anche mercoledì in occasione della conferenza stampa del vicepresidente Marco Margiotta, rappresentante dell'azionista di riferimento, il fondo americano LBK Triestina Holdings, e del neonominato direttore generale e presidente del CDA Giuseppe Daniello, che aveva parlato così ai nostri microfoni. La parola d'ordine attuale deve essere quella, riacquisire la credibilità nei confronti dell'ambiente, per ambiente inteso come tifoseria, istituzioni politiche, istituzioni calcistiche, tutto quello, il mondo che abbraccia insomma, il club e la Triestina. In conferenza era stato tra l'altro presentato l'avvio di un piano di risanamento dei conti aziendali e la volontà di chiarire la posizione della società con le autorità inquirenti. Da quanto filtra però l'indagine per i reati di riciclaggio e falso in bilancio che riguarda 15 amministratori succedutisi come membri del board aziendale della società Alabardata, avviata a febbraio, è ancora in corso e durante l'estate dovrebbe portare un quadro più chiaro a seguito di una serie di attività che vengono svolte all'estero dalle Fiamme Gialle. Allora, questo è il fronte dell'inchiesta. Il club dice mai presentata alcuna garanzia.
Nessuno dei nostri rappresentanti ha indagato i documenti e la cautela. Andiamo a leggere nello specifico, meglio probabilmente dallo stesso comunicato ufficiale, quello che dice la Triestina. In merito alle notizie diffuse in mattinata e diffuse da una testata locale e successivamente riprese da altri organi di informazione con l'intento di non dare adito a interpretazioni, Triestina Calcio chiarisce. In merito alle attività investigative, la Triestina dichiara che il club e nessuno dei suoi rappresentanti è indagato. Inoltre nel club nessuno dei suoi rappresentanti ha altresì presentato una fideiussione. Il club si è affidato a esperti del settore per il reperimento della fideiussione volta a garantire l'accordo di rateizzazione sul debito pregresso relativo allo Stadio Rocco. La Triestina prosegue nel frattempo la propria attività di sondaggio del mercato al fine di reperire la fideiussione bancaria o assicurativa volta a garantire l'accordo. Cosa è successo stando alla Triestina? La Triestina avrebbe presentato una bozza di fideiussione chiedendo al Comune se andava bene, non è stata ritenuta idonea, ne è stata presentata una seconda, anche questa ritenuta non idonea. Quindi si sarebbe trattato di bozze e non di fideiussioni già, diciamo così, pagate, garantite. Questo è quello che filtra da parte della società. In più, il debito da ripianare, la gara per la concessione del Rocco, i 738.000 euro a disposizione, comprendono anche le utenze e la manutenzione del manto erboso. Fontana Fredda, scatta la diffida per l'impianto non pagato, il preambolo di una futura azione legale, la società non ha versato al Comune 90.000 euro per la stagione 23-24. Il municipio pordenonese chiede il versamento dell'affitto del Tognon per le 12 partite. Andiamo alla politica internazionale. Putin chiude la porta, non ci sono ragioni per vedere Zelensky, poi attacca l'Europa. Purtroppo la parte russa sta scegliendo di nuovo la guerra, dice l'ucraino. Dagli Stati Uniti in arrivo 8 miliardi di aiuti, nuove sanzioni sull'energia a Mosca. Domani il vertice a Londra tra Starmer, il tedesco Merz e il francese Macron. Forfait in Montenegro, Meloni decide di saltare il vertice sui Balcani, forse un segnale diretto ai leader di Francia e Germania. Netanyahu blocca il voto sul Libano, ancora raid e morti, non c'è l'intesa con lo stop di Hezbollah, Teheran, improbabile l'incontro tra Trump e Khamenei. Taglio delle accise per giugno, Salvini chiede aiuto alle banche, il governo studia come usare la flessibilità per rimediare alla crisi energetica. Il vice premier rilancia l'ipotesi di colpire gli extraprofitti degli istituti di credito, ma la misura chiesta dalla Lega non risulta all'ordine del giorno dell'esecutivo. È atteso nelle prossime ore il nuovo decreto per finanziare le accise mobili attraverso l'extragettito IVA di maggio e il taglio delle imposte sui carburanti potrebbe essere prolungato fino al termine di giugno. Secondo le valutazioni in corso da parte del governo rivelate da Antonio Tajani, nella giornata in cui l'altro vice premier Matteo Salvini rilancia l'idea di colpire gli extra profitti delle banche. Medici, la riforma affonda, case di comunità a rischio, ma in Friuli Venezia Giulia c'è l'integrativo. Il centrodestra stoppa il piano del ministro Schillaci sul contratto dei dottori. Riccardi, con l'accordo sottoscritto, chi vuole può lavorare nelle strutture. Il Veneto scatta l'allarme per la scadenza fissata dal PNRR al 30 giugno. Il vice ministro Gava, spero che il Nord-Est colga l'opportunità del nucleare. I mini reattori di quarta generazione sono assolutamente sicuri e sostenibili. Continueremo a investire nelle rinnovabili, ma sappiamo che da sole non bastano a soddisfare la domanda di energia. Se la norma sarà approvata entro l'estate, ritengo che a fine anno arriveranno i decreti attuativi e nel 2030 ci saranno i primi impianti sperimentali. Picchetto, mini impianti nelle grandi zone industriali, il ministro a Venezia, le trivellazioni dell'Alto Adriatico, il blocco è sotto la foce del Po. Andiamo allora a sentire il dibattito circa la questione della possibile sospensione del regime di controlli ai valichi confinari. Ieri abbiamo sentito sia il parere del ministro Ciriani che quello di Fedriga. Partiamo da Ciriani.
La sospensione del Trattato di Schengen ha portato risultati eccezionali in tema di blindatura dei confini, di sicurezza, anche abbiamo intercettato centinaia di passer e fermato moltissimi clandestini. Frontiere interne e sicurezza tornano al centro del confronto politico dopo il richiamo dell'Unione Europea a 9 paesi per una progressiva riduzione dei controlli nello spazio Schengen. Un dibattito che ha coinvolto anche i telespettatori di TV12 e Tele4. Condotta dal nostro Ferdinando Avarino, alla domanda se sospendere i controlli ai confini sono arrivate oltre 1500 telefonate, con una netta prevalenza del no, pari all'87,1%. Dati che si affiancano a quelli diffusi dal ministro dell'Interno Matteo Piantedosi. Dal 21 ottobre 2023, data di sospensione di Schengen, circa 600 persone sono state segnalate nel sistema informativo europeo per motivi legati alla sicurezza tra terrorismo e criminalità organizzata. Sempre secondo il Viminale, entro la fine di maggio sono stati controllati circa 1,5 milioni di individui e oltre 700.000 veicoli. Più di 11.000 gli stranieri irregolari intercettati durante tentativi di ingresso clandestino. In totale 658 arresti, di cui 280 per favoreggiamento dell'immigrazione illegale. La misura va confermata a tutela proprio di quell'emergenza del nord-est di cui non si parlava fino a qualche anno fa e che noi come governo e noi come partito di Fratelli d'Italia in particolare abbiamo per primo portato alla luce della ribalta politica qualche anno fa. Non se ne parlava, era un problema totalmente ignorato, noi abbiamo preso in mano la situazione e credo che i risultati siano sotto gli occhi tutti. Certo, si può sempre fare di più, faremo ancora di più se è necessario, ma non è in discussione al momento il blocco di Schengen perché i risultati sono stati apprezzabili. Sulla stessa linea anche il segretario regionale della Lega in Friuli Venezia Giulia, Marco Dreosto, favorevole al mantenimento dei controlli lungo i confini. Noi abbiamo avuto una posizione molto chiara 3 anni fa, abbiamo chiesto la sospensione di Schengen, è stato confermato dal Ministero. Ieri il ministro Piantedosi ha voluto confermare di nuovo che fino a dicembre la sospensione di Schengen è confermata e anche il controllo ai confini, quindi penso che andiamo nella direzione di mantenere questa chiusura non solo per limitare gli ingressi ma soprattutto per dare certezza di sicurezza al nostro territorio e ai nostri cittadini. Proseguiamo con invece le parole del governatore del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga sul medesimo tema. Bloccare attività illegali su chi commercia esseri umani penso debba essere una priorità da parte di tutti. Così il Presidente della Regione Massimiliano Fedriga, dopo che la Commissione europea ha chiesto agli Stati membri di sospendere gradualmente i controlli ai valichi di frontiera, dispositivo che era stato adottato nel 2023 a seguito dell'attentato di Hamas del 7 ottobre di quell'anno, una decisione collegata al rischio di infiltrazioni terroristiche lungo la rotta balcanica. Contestualmente i rinforzi dei controlli avevano portato a un aumento di arresti di passeur. Dall'altro lato, Bruxelles ritiene che la reintroduzione prolungata delle verifiche violi le regole del codice delle frontiere Schengen, stabilendo che i controlli debbano essere un'extrema ratio e non superare il limite massimo consentito dalla normativa. Penso che in realtà la sospensione di Schengen, come è stata attuata, sia stata fatta in modo molto equilibrata dal Ministro e dal Governo. Sono riusciti a effettuare dei controlli che hanno preso molti passeur e diminuito gli ingressi illegali e al contempo non si è andati a peggiorare la vita del confine, perché devo dire che si riesce attualmente a passare in modo molto agevole, quindi si è tenuto quell'equilibrio necessario che mi auguro possa proseguire. Poi il Presidente è tornato sulle province. Ieri la discussione è approdata in aula, politica divisa su elettività e competenze. Le competenze oltretutto è un percorso, come ho detto più volte, sono più step, tra cui ci sarà lo step legato alle norme specifiche che daranno competenze delle diverse aree. Per quanto riguarda la parte elettiva, devo dire mi sorprende che qualcuno non voglia fare scegliere i cittadini, ma evidentemente a qualcuno la democrazia dà fastidio. Bene, proseguiamo ancora con la pagina Istria, Quarnero Dalmazia, acquedotto per le isole Zalatine, avanza il progetto da 280 milioni, obiettivo acqua corrente per l'unica area insulare croata che ne è ancora priva. Un progetto da 280 milioni, costoso più del nuovo ponte di Sabioncello, megastruttura che unisce la Dalmazia meridionale al resto della Croazia. Con l'unica porzione della regione insulare croata ancora da dotare di acqua potabile le isole di Pasman e Ugliano.
Via la bandiera della Palestina, Lubiana si riavvicina a Israele, il nuovo corso imposto dal premier Jansa che rovescia le posizioni tenute dal suo predecessore Golob. Geoadriatico, focus su IMEC e Balcani, la diplomazia al centro. Dall'11 al 14 giugno, sesta edizione del simposio triestino, la Vitale Initiative ripropone gli incontri su economia, ricerca scientifica, sicurezza e rotte marine. Educazione sessuale, no alle elementari, alle medie e superiori serve l'ok dei genitori. E legge il progetto Valditara sul consenso informato a scuola, il ministro tuteliamo i bambini dal caos della propaganda gender, critiche da CGIL e FLC, pericolose ingerenze, il PD uno scempio. I punti chiave del provvedimento, scuole medie e superiori, obbligo di consenso informato scritto dai genitori per attività curriculari ed extracurriculari sui temi sessuo-affettivi. Informazioni preventive, le scuole devono comunicare finalità, contenuti, materiali didattici, modalità dell'attività e eventuali esperti esterni coinvolti. Tempistiche, il consenso va richiesto almeno 7 giorni prima dello svolgimento delle attività. Esperti esterni, il loro coinvolgimento dovrà essere approvato dal Collegio dei Docenti e il Consiglio degli Istituti. Mancato consenso, gli studenti che non partecipano dovranno seguire attività formative alternative. Infanzia e primaria, divieto di attività didattiche e progetti sull'ambito sessuale. Ci colleghiamo ora con la sala operativa della Polizia Locale per le ultime su traffico e viabilità con l'assistente scelto Marco Cernecca. Buongiorno. Buongiorno a lei e buongiorno a tutti i telespettatori. Allora inizierei con la situazione attuale che vede traffico scarso sulle varie arterie cittadine. Non abbiamo segnalazioni di intralci vari e di sinistri attualmente. La notte è passata abbastanza tranquilla per le nostre pattuglie con un rilievo di sinistro stradale a carattere di investimento nella zona di Via Carducci, Ponte della Fabbra e Passo Goldoni, più Ponte della Fabbra, mi scusi, ecco, Ponte della Fabbra, Via Carducci. Le condizioni comunque della persona coinvolta non risultano gravi. Inoltre altri interventi per soste irregolari. In prima mattina una pattuglia è impegnata in un rilievo di sinistro stradale in salita in via Madonna, in salita di Gretta, dove è stato coinvolta anche una infrastruttura del comune, una segnaletica di attraversamento pedonale di quelle aeree. Fortunatamente nessuna conseguenza grave né per l'infrastruttura e neanche per il mezzo coinvolto. Ricordo che proprio in salita Madonna di Greta sono in atto dei lavori di asfaltatura, fresatura, quindi attenzione a chi transita in quella zona. Analogamente anche in via Zandonai e strada Vecchia dell'Istria è soggetta a lavori di asfaltatura, per cui anche lì in quella zona attenzione nell'approssimarsi. Come segnalazioni per la mattina ricordo che in Piazza Unità è presente un'esposizione di veicoli sportivi, le quali tra le ore 9 e le ore 12 dovrebbero comunque lasciare la piazza per il termine della manifestazione, e una nostra pattuglia comunque monitorerà con dei passaggi la zona per quanto appunto riguarda l'aspetto viabilistico. Sempre nel centro cittadino come segnalazione abbiamo un'altra manifestazione sportiva in City Golf, una manifestazione itinerante sulle varie vie del centro, per cui potrebbero crearsi dei leggeri rallentamenti, disagi alla circolazione anche veicolare quando ci sono gli spostamenti dei partecipanti. E comunico inoltre che da oggi nella zona dell'ex ospedale psichiatrico, diciamo tra le vie Bottacin e via De Pastrovic, inizia la manifestazione BioEst,
con anche delle piccole modifiche alla situazione, diciamo, della viabilità. Comunque anche lì la nostra pattuglia sarà presente per monitorare la situazione. Ultima cosa, in Rotonda del Boschetto oggi è in atto l'iniziativa promossa da Cegas Sabato Ecologico, per cui se qualcuno chiaramente deve conferire qualcosa sappia che in zona è presente la Cegas per il recupero dei materiali. E per finire comunicherei, diciamo, una cosa per il 9 di giugno, che sarà attuata nuovamente dalle ore 4 della mattina la chiusura della Galleria Carso. Mi porto avanti e comunico già la notizia per il 9. Altre cose al momento non avrei da ricordare o da segnalare, per cui vi ripasserei la linea. Perfetto, grazie per le informazioni da parte della Polizia locale. Regione, un satellite sorveglia il territorio, obiettivo difendere l'ambiente. Il progetto di Insiel monitora consumo di suolo, alluvioni, incendi, erosione delle coste e salute delle colture. Alla periferia di Pordenone, tra il 20 e il 25, un prato è diventato un parcheggio asfaltato. A documentarlo non è stato un funzionario comunale, ma un satellite in orbita a centinaia di chilometri dalla Terra. È uno dei casi concreti emersi ieri dalla presentazione con cui Insiel ha illustrato i risultati del progetto Analisi con immagini da satellite attraverso Eagle FVG, finanziato con 103.000 euro di fondi PNRR. Insomma, un controllo costante, appunto, a difesa dell'ambiente del Friuli Venezia Giulia. Bacchetto, una coppia gay, bufera sul senatore Menia, l'esponente di Fratelli d'Italia invita due ragazzi a smetterla con le effusioni in pubblico, l'educazione vale anche per loro, gli ho detto che certe cose si fanno a casa e ora gridano all'omofobia. Li ho semplicemente invitati a smetterla, ma il solito copione già visto. Finisce sempre che fanno le vittime e gridano all'omofobia, dice lo stesso media che ha avvicinato i giovani all'aeroporto di Fiumicino. Pride FVG a Udine il 3 ottobre, attesa del corteo 10.000 persone, scelta la nuova data dopo le polemiche per la concomitanza con la dunata in Friuli degli alpini. Ci vediamo a Udine il 3 ottobre, ieri mattina è arrivato l'annuncio appunto del Pride, una situazione di concomitanza con il raduno degli alpini previsto per il 26 di settembre. Fine vita, l'opposizione incalza, la regione legiferi per la senatrice del PD Roiz. In Friuli Venezia Giulia si decide ancora di procrastinare mentre Lucia e Martina sono vittime dell'indifferenza. Le due donne che hanno scelto il percorso del suicidio assistito in Svizzera, questo riferimento della senatrice. Il cantiere Brussi sulle rive, il progetto in 3 fasi inizia col Ponte Bianco, il lavoro segue le maree alternando operai e sub per non bloccare la città. Chi passeggia sulle rive di Trieste a pochi passi da Piazza dell'Unità lo nota subito, i lavori di demolizione e ricostruzione del Ponte Bianco e Verde sono entrati nel vivo. Occuparsene Brussi Costruzioni, società del gruppo Grigolin, colosso veneto noto per produrre materiali della costruzione. Il progetto, del valore complessivo di 2 milioni, prevede la ricostruzione completa dei 2 ponti, il rifacimento delle strutture portanti, il rinnovo dei sottoservizi, degli impianti tecnologici, dei marciapiedi, dei parapetti e dell'illuminazione pubblica. Il cantiere procederà in 3 fasi distinte per non bloccare la viabilità cittadina e l'accesso all'area portuale. Durante i lavori sarà sempre possibile percorrere l'infrastruttura, in quanto demolizione e ricostruzione procederanno per sezioni. Noi ci fermiamo un istante per la pubblicità, ci ritroviamo tra poco, sempre qui a Sveglia Trieste. Bentrovati ancora su Tele4, le pagine che riguardano
le cronache triestine. Servizio idrico, bando o in casa? Di Piazza rimanda la decisione. Controdocumento del sindaco e la proposta dell'Ausir di una gara europea. Restano i dubbi sulla stima dei 180 milioni da dare ad Acegas. Riserve del Comune anche sulla mancanza di una società di gestione in house. L'Assemblea regionale d'ambito si chiude con un nulla di fatto. Il sindaco Roberto Di Piazza ha chiesto il rinvio dell'iter sulla questione acqua. Troppo poche le informazioni fornite dall'ente al Comune per decidere oggi tra continuare con la gestione privata dell'acqua o segnare il passaggio al in-house invocato dal referendum del 2011. Una scelta destinata a caratterizzare il futuro di un settore cruciale per la città che intreccia posizioni politiche molto diverse, interessi economici oltre il miliardo e il destino di centinaia di lavoratori. Il quadro è molto complesso, scrive Codagnone, l'attuale concessione alla multiutili di ERA scadrà il 31 dicembre 2027, ma la strada da intraprendere per il rinnovo andrà decisa molto prima, di qui alle prossime settimane. Le strade possibili sono 3. Una gara europea bandita da Ausir per individuare un operatore privato, una gara per individuare un socio privato di minoranza in una realtà a capitale misto o l'affidamento in house. La seconda, tra l'altro, come è stato già detto in Comune, è stata già scartata, quella diciamo così della società mista. In Ovovia il Comune non ha vinto al TAR del Lazio, il referente del Comitato ricorda che il progetto rimane ancora bloccato almeno fino al pronunciamento del Consiglio di Stato. Dopodiché i dati sul fronte elettorale che sono stati avanzati anche ieri sera a Ring. Elezioni, giunta bocciata, avanti Fedriga e Russo, gli esiti del sondaggio SVG commissionato dal Partito Democratico, scende il consenso di Piazza, stroncati Ovovia e Tram, il Dem il nome più gradito secondo solo al governatore. Metà dei triestini vuole più sicurezza, tra i nomi sondati pure la terza Gialuz, Samer e Rosolén. Allora andiamo a vedere un po' di slide che abbiamo mandato anche ieri. Ecco qua la prima, la qualità della vita a Trieste. Secondo lei negli ultimi anni come è cambiata la qualità della vita? Il 63% complessivamente, tra peggiorato un po' e peggiorata di molto, insomma si esprime in questo senso. Tra questi il 58% sono elettori PD, va detto che c'è un solo 16% che dice che la qualità della vita è migliorata. Andiamo a vedere la prossima slide. Vediamo la prossima. Eccoci qua. Le cause del malcontento verso l'amministrazione comunale. 55 come dato la proposta dell'Ovovia. 35 la gestione del tram di Officina, il generale ritardi sui lavori pubblici il 29, non prende decisioni e realizza poco 22, trasmette un'immagine negativa al resto d'Italia 19%, gestione del Portovecchio 18, non trasmette fiducia 16, scarsa comunicazione con i cittadini 13, galleria di Piazza Foraggi 9 e così via. Andiamo ancora a vedere l'ulteriore slide che ci ha proposto ieri sera SVG. Ecco, questo è l'orientamento di voto alle liste secondo la stessa analisi. Dunque, comunali del 2001, PD al 16,5, stima per il 14 maggio 26 al 21,5. Adesso Trieste era all'8,9, stima anche qui in crescita al 10,5. Lista Arbusso.Franco dall'8,3 al 5, Movimento 5 Stelle dal 3,6 al 3, Alleanza Verdi Sinistra che crescerebbe dall'1,8 al 2,5, Azione che non c'era al 2, Italia Viva che non c'era al 2 e gli altri centrosinistra al 2,5. Per quanto riguarda il totale di centrosinistra si parla di un 49%. Totale centrodestra, Fratelli d'Italia che passerebbe dal 15,5 al 23,
Forza Italia dall'8,5 al 7,5, Lega per Salvini dal 10,3 al 6, Lista di Piazza dall'11 al 4, Idea Giuliana allo 0,5, altri di centrodestra 3%, per un totale di 41. Quindi, stando al sondaggio, senza la componente Vannacci e liste collegate al TLT, il centrodestra rimarrebbe sotto 49-41. Futuro Nazionale di Vannacci peserebbe per il 4,5. Questa la situazione dal punto di vista delle liste. Poi notorietà di alcune personalità triestine: Di Piazza al 93, Fedriga al 92, Russo al 75, Scocimaro al 74, Rosolena al 72, Polidori al 72. Poi tutti gli altri, da Patuanelli al 64, Roberti al 63, Gialluz al 58, La Terza al 53, Summer al 50. Andiamo a vedere ancora il prossimo passaggio. Notorietà spontanea dei politici triestini: Di Piazza al 63, Fedriga al 25, Russo al 18, scusate, Cosolini e La Terza al 6, poi tutti gli altri. Questo è un po' il quadro che analizzeremo poi anche andando naturalmente a sentire i pareri dei nostri ospiti. Allora, Fratelli d'Italia primo con il PD ma senza patti con Vannacci, il centrodestra giù di 8 punti, stando appunto al sondaggio SVG realizzato per il PD. Abbiamo visto i dati nello specifico, i civici dovranno partire presto, le liste forti a sinistra, il sondaggista Fonda, cittadini sempre meno informati sulla politica, per un nome esterno la campagna è lunga. Alunno bullizzato dai coetanei, in classe arrivano i carabinieri, 3 aggressori avevano umiliato il ragazzo di 12 anni e poi condiviso il video, una delle storie che sono state spiegate ieri nel corso della commemorazione dell'Arma. Ma partiamo dalle pagine invece di cronaca e in particolare dal furto da 150.000 euro in gioielli che è stato perpetrato in via Tigor. Gianluca Paradì. Lui in libertà vigilata, con il permesso di uscire dal carcere nelle ore diurne, lei colf in appartamento. Insieme hanno racimolato un bottino da 150.000 euro. Ma non sono riusciti a godersi il malloppo, la squadra mobile era già sulle loro tracce. La Polizia di Stato di Trieste ha dato esecuzione a 2 ordinanze di custodia cautelare emesse dal giudice per le indagini preliminari nei confronti della coppia di italiani accusata di furto aggravato commesso in un'abitazione di via Tigor a Trieste. Secondo quanto appreso dall'attività investigativa, attraverso testimonianze, appostamenti e intercettazioni e partite a seguito della denuncia presentata dalla vittima del furto, i 2 avrebbero rubato 150.000 euro in contanti e gioielli custoditi dentro una cassaforte dell'appartamento, risultata forzata. La donna già lavorava nell'abitazione come colf, mentre il compagno approfittava delle ore di libertà vigilata per darle manforte nell'attività criminale. I 2 si trovano al carcere del Coroneo. Allora, questa è la questione relativa al furto. Poi anche ieri ci sono stati nuovi episodi di truffe, sia sventate con l'arresto sia mandate a segno. Anche su questo abbiamo fatto il punto. Ancora truffe, una sventata e un assegno. L'episodio conclusosi con l'arresto è quello per cui è stato dato l'allarme attorno alle 11 di ieri, giovedì 4 maggio, in un appartamento di via Tor San Piero. Al 112 è arrivata la chiamata di un anziano, contemporaneamente al telefono col truffatore, che spacciandosi per carabiniere gli riferiva che qualcuno aveva duplicato il libretto della sua autovettura e successivamente chiedeva informazioni sulla presenza di oro e preziosi in casa. Il soggetto stava ancora mettendo in atto il proprio piano
criminale quando due volanti sono intervenute sul posto trovando il malintenzionato nel portone del palazzo con il telefono ancora in mano. Ammanettato e poi arrestato per resistenza pubblica ufficiale, è stato trasferito al carcere del Coroneo. È invece riuscito il colpo organizzato ai danni di un'anziana residente in via Napoleone Bonaparte. Attorno alle 14 di ieri una coppia di truffatori, spacciatisi per carabinieri e con la scusa di dover indagare su una rapina compiuta con la macchina del marito, si facevano consegnare dalla moglie 800 euro in contanti e circa 300 grammi d'oro per una valutazione superiore ai 23.000 euro di controvalore. Gli uomini dell'Arma hanno dunque acquisito le immagini del circuito di sorveglianza piazzato all'esterno dell'edificio nel tentativo di reperire elementi utili sui responsabili della truffa. Ecco, ed è proprio il tema delle truffe uno di quelli principali, più importanti, di cui si occupano giornalmente i carabinieri, che sono stati sottolineati con un appello particolare da parte del comandante provinciale Migliozzi in occasione del 212° anniversario dell'Arma dei Carabinieri. Sappiamo che i cittadini ci sono molto vicini e noi siamo vicini a loro, tant'è vero che a me piace dire che il nostro mestiere è un servizio, quindi un servizio al cittadino. Oggi abbiamo voluto dare un piccolo spaccato di quello che facciamo, avremo ospiti 300 studenti della provincia di Trieste. Il futuro non si aspetta ma si prepara e lo si fa coltivando istruzione e legalità, due facce della stessa medaglia, perché senza cultura c'è un arretramento. È il messaggio che il comandante dei Carabinieri di Trieste, colonnello Gianluca Migliozzi, ha rivolto ai giovani delle scuole al termine del discorso ufficiale nella piazza d'armi della compagnia per i 212 anni dell'Arma. Alle celebrazioni sono intervenute le autorità locali, i vari reparti schierati e tanti bambini e giovani con i rispettivi docenti che hanno sventolato il tricolore. La cerimonia è stata occasione per ricordare l'impegno dei carabinieri per la sicurezza del territorio. Il contrasto alla violenza di genere continua a rappresentare una priorità per l'Arma dei Carabinieri, impegnata quotidianamente nell'attività di prevenzione, ascolto e assistenza alle vittime. Focus anche sul contrasto alle truffe e ai danni degli anziani, diventata ormai un'emergenza quotidiana. Ma sì, le emergenze sono varie, sicuramente per quanto attiene una fascia di età particolare ha un'incidenza molto significativa, è un po' ondivaga a seconda del periodo storico, periodo dell'anno che ci troviamo, ma dobbiamo assolutamente agire sul doppio binario, preventivo e repressivo. Durante la cerimonia spazio anche ai riconoscimenti ai militari che nell'ultimo anno di servizio si sono particolarmente distinti. Bene, allora questa è la situazione sottolineata in occasione del 212° anniversario dell'Arma. Senza biglietto sul bus, fugge da una spallata una guardia giurata, ha chiesto il rinvio a giudizio per lo studente universitario indagato per resistenza pubblico ufficiale e lesioni. La donna aveva subito tumefazioni al naso e a un occhio. Saliti i controllori sulla linea 17, il giovane era scappato, fermato in Piazzale Europa, fuori dall'Ateneo. Ruba il furgone di Giugovac durante la consegna del pane, il furto è avvenuto in via Embriani, l'addetto è riuscito a inseguirlo fino a Roiano. Stava portando i dolci e il pane in un bar di via Embriani, come ogni mattina erano le 7:15, quando appunto sul furgone si è seduto un individuo sconosciuto con berretto, occhiali scuri. L'uomo si è infilato di soppiatto a bordo del veicolo, ha acceso il motore ed è fuggito. Brutta avventura appunto per il dipendente della panetteria Giugovac, che ha visto rubarsi il furgone con peraltro le scritte sul veicolo. Il veicolo sarebbe stato avvistato dalle forze dell'ordine attorno alle 8 nella zona di Barcola, non risultano altre segnalazioni poi e quindi si cerca ancora il furgone. Mura, archi, colonne, l'antica tergesta emerge San Giusto sotto la cattedrale, gli importanti reperti sono in perfetto stato di conservazione, la soprintendenza con Archioteste Rosso interviene durante i lavori idrici di Acega Sapiesse Amga, ne abbiamo parlato anche nelle scorse settimane. Palazzo Berlam e l'Archivio Generali in un viaggio immersivo di 5 minuti, la ricostruzione riporta al 26 dicembre 1831 la data di fondazione del Leone. Andiamo a vedere anche per quanto riguarda gli eventi che si stanno susseguendo in regione, dal nostro regionale di ieri, l'avvio della rassegna Promo Mare, ieri in quel di Marina
Giulia per appunto capire di cosa si tratta e dare l'appuntamento anche per i tanti corregionali che vorranno andare a vedere. Il mare si è preso la scena, ha dato ufficialmente il via all'estate monfalconese e con l'arrivo dalle onde di Marina Giulia del simbolo dell'evento è stata inaugurata oggi la nona edizione di Promo Mare, la manifestazione che fino a domenica trasformerà il litorale in un grande villaggio dedicato allo sport, al turismo e alle attività collegate al mare. La festa è partita dalla scalinata di Marina Giulia, animata da musica e intrattenimento, segnando l'avvio di 3 giornate ricche di appuntamenti tra la spiaggia e il porticciolo Nazario Sauro, il punto più a nord del Mediterraneo. È veramente un'edizione dai duplici effetti. Sicuramente noi ci aspettiamo tantissimo da questa edizione, anche perché abbiamo sdoppiato le location. Qui a Marina Giulia verranno fatte tutte le prove a mare, quindi le associazioni sportive, tutti coloro che sono legati allo sport del mare avranno, grazie a un'app dedicata, la possibilità di iscriversi e di provare qui a mare tutte le particolarità dello sport di acqua, mentre in poi dalle 18 fino alle 23, alle 24 della sera tutto si sposterà nell'altra location, che è quello del punto più a nord del Mar Mediterraneo, il porticciolo Nazario Sauro, dove tutte le attività ludiche, quelle musicali, quelle dello show cooking, quelle anche spettacolari come lo jet ski verranno fatte invece in quell'area. Protagoniste assolute sono le attività in mare, con dimostrazioni e prove pratiche che permettono di avvicinarsi a diverse discipline, dalla canoa al canottaggio, passando per kayak, vela, stand-up paddle, immersioni subacquee, moto d'acqua e kitesurf. Un'occasione per vedere all'opera associazioni sportive e appassionati, ma anche per scoprire da vicino il rapporto che lega il territorio al mare. È importante che qui troveranno le associazioni del territorio legate al mare che svolgeranno le attività insieme ai ragazzi, quindi ci si potrà iscrivere, i genitori potranno iscrivere i loro bambini attraverso un'app che abbiamo strutturato proprio appositamente, e lì si iscrivono a seconda degli orari. Arriveranno i bambini e qui si dedicano proprio alle attività, saranno spiegate le attività ma anche provarle proprio in mare, perché una parte di mare è stata, con l'aiuto della Capitaneria, è stata proprio delimitata per fare queste attività di sport. Bene, allora andiamo avanti sentendo anche il servizio relativo alla festa della CGIL, che festeggerà 120 anni con un appuntamento in 3 giornate dedicato alla città, servizio realizzato dal nostro Gianluca Paladin, che ci porta insomma su uno degli altri appuntamenti che caratterizzeranno i prossimi giorni, la festa per i 120 anni della CGIL. Dovremmo esserci, io credo. Adesso vediamo se è a posto, altrimenti ce ne occupiamo. Allora, adesso vediamo. Eccoci qua. Allora, dovremmo, per la regia, comunicazione di servizio, tra un istante dovremmo esserci con, nella nostra scaletta, appunto il servizio relativo alla CGIL. Provare a riportare all'interno di una serie di discussioni, di confronti, di tavole rotonde anche un tema della partecipazione. Dall'11 al 13 giugno il Parco di San Giovanni di Trieste ospita la 3 giorni della CGIL Trieste, un evento che si inserisce nei festeggiamenti dei 120 anni del sindacato e i 70 anni della nuova Camera del Lavoro CGIL Trieste. Il programma prevede incontri, dibattiti, spettacoli teatrali e riflessioni con tema centrale i bisogni della città. La manifestazione si aprirà giovedì 11 giugno con La Nostra Storia, un incontro dedicato alle radici del movimento sindacale e al ruolo della Camera del Lavoro nella vita della città. Noi vogliamo, e già da mesi siamo impegnati a predisporre delle iniziative pubbliche all'interno della città in cui si parla di lavoro, ma si parla anche di temi sociali. Abbiamo voluto essere qui a San Giovanni perché per noi San Giovanni è quello che fu la rivoluzione basaliana, insomma è un messaggio per noi molto importante, oltre che il luogo si presta, diciamo, a iniziative di questo tipo, ma sicuramente vogliamo discutere di temi territoriali e di temi anche che riguardano temi internazionali come la crisi delle democrazie, le trasformazioni energetiche
energetiche collegate naturalmente alle questioni ambientali. Ci saranno iniziative anche pubbliche, ad esempio di carattere teatrale, perché pensiamo che anche questa tipologia di iniziativa possa far sì che le persone partecipino maggiormente, si riesce anche attraverso questa formula naturalmente a mandare un messaggio, e quindi invitiamo tutte le persone, tutti i cittadini e cittadini a partecipare alla festa delle 3 giorni della CGIL. Bene, allora proseguiamo anche con un ulteriore servizio legato al Festival dell'Operetta, un altro importante appuntamento per gli appassionati del genere. Torna a Trieste il Festival dell'Operetta, giunto alla sua 4ª edizione, presentato questa mattina nella sala Bobby Balzen di Palazzo Gopcevic. La rassegna nata dalla collaborazione tra Comune di Trieste, Associazione Internazionale dell'Operetta Friuli Venezia Giulia, Fondazione Teatro Lirico Giuseppe Verdi e Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia, propone per l'estate 2026 2 grandi produzioni che riportano al centro una tradizione storicamente legata alla città. Il primo appuntamento sarà con Ballo al Savoy, in programma il 19 e 20 giugno al Politeama Rossetti. L'operetta di Paul Abraham, tra le più innovative del repertorio del Novecento per l'introduzione di ritmi come foxtrot, tango e passo doble, racconta una brillante vicenda sentimentale fatta di equivoci, tradimenti e colpi di scena. Il secondo titolo sarà La Bajadera di Emmerich Kalman, in scena al Teatro Verdi il 9, 11 e 12 luglio. Ambientata tra Parigi e l'India, l'opera intreccia romanticismo, comicità ed esotismo in una storia d'amore che conquistò il pubblico europeo fin dal debutto viennese del 1921. Entrambi gli spettacoli sono affidati all'adattamento e alla regia di Andrea Binetti. Accanto alle produzioni principali, il cartellone comprenderà anche concerti di operette e musical inseriti nel programma di Trieste Estate tra Piazza Verdi e il giardino del Museo Sartorio. Il festival punta così a valorizzare il patrimonio artistico locale, affiancando interpreti del territorio ad artisti internazionali e rinnovando una tradizione che per decenni ha fatto di Trieste una delle capitali italiane dell'operetta. L'operetta ha bisogno di scenografie importanti, più belle sono le scenografie e meglio riesce l'operetta. Gli attori li abbiamo in casa perché sono i classici protagonisti, a partire dal grande Andrea Binetti, per cui ci manca ancora un anno al fine del mandato e credo che nel 27 tenteremo veramente di dare un maggiore contributo, una maggiore disponibilità a quella che è comunque una realtà iconica per tutto quello che è stato in passato e anche per il prossimo futuro. Allora, c'è anche la questione relativa alla Galleria di Muggia con gli ultimi approfondimenti relativi alla situazione strutturale e a quello che significherebbe a livello di rumore e vibrazioni il lavoro di raddoppio del tunnel. Sentiamo. L'allargamento della Galleria di Muggia compie un nuovo passo avanti. Gli studi commissionati dal Comune al Politecnico di Torino confermano infatti che i lavori previsti per il consolidamento e l'ampliamento dell'infrastruttura non produrranno impatti significativi né sul fronte delle vibrazioni né su quello del rumore, consentendo così la prosecuzione dell'iter amministrativo verso la gara d'appalto. Le verifiche richieste dopo la sentenza del TAR svolte nel marzo di quest'anno nelle aree considerate più sensibili hanno interessato sia la superficie sovrastante la galleria sia edifici di particolare rilevanza come la Torre e la Chiesa di San Francesco. I risultati evidenziano valori di vibrazione inferiori ai limiti previsti dalle normative per edifici storici e residenziali. In diversi casi, evidenzia il sindaco Polidori, gli strumenti di rilevazione non si sono nemmeno attivati, segnalando livelli talmente bassi da risultare inferiori alla soglia minima di registrazione. I risultati sono assolutamente entusiasmanti, devo dire, perché siamo ben al di sotto delle soglie minime di tollerabilità. Questo significa anche per quanto riguarda le vibrazioni. Giusto per dare un'idea, ha fatto più vibrazioni un camion che passavano su per salite delle mura, e quindi passano sempre, piuttosto che quelle che hanno fatto durante le perforazioni in galleria. Questo dovrebbe, anzi deve rassicurare, non dico al massimo, però in maniera sostanziale, quelle che sono le preoccupazioni degli abitanti della parte sopra, diciamo della parte sommitale della galleria, per cui io ritengo che dal punto di vista tecnico non ci sia null'altro da aggiungere. Anche le misurazioni effettuate all'interno degli edifici hanno restituito valori pressoché nulli. Parallelamente le indagini geotecniche hanno ribadito la necessità dell'intervento. Le perforazioni hanno infatti confermato la presenza di ampie zone di vuoto sopra la volta della galleria, già individuate dai precedenti rilievi georadar. L'opera viene quindi considerata essenziale non solo per mettere in sicurezza la struttura, ma anche per consolidare il terreno di fondazione degli edifici presenti in superficie.
Bene, questa è la situazione relativa alla galleria di Muggia. Carso e software infordata, viene venduto all'estero, l'opposizione con Pertot attacca il vice sindaco Petelin, conflitto di interessi. Il progetto Interreg dice una cosa, ma lui e la sua azienda lo propone negli Stati Uniti, Canada e Australia. No, è un appalto o un affidamento, può essere utilizzato gratuitamente per il bene del territorio. Sarà la Commissione Trasparenza del Comune di Duino a occuparsi del caso Cars Firewall 5.0, si tratta del progetto Interreg Italia-Slovenia del valore di poco più di 1 milione gestito da un consorzio di cui è capofila l'Istituto Universitario di Architettura di Venezia. Il piano punta a un Carso più resiliente agli incendi boschivi e da alcune settimane sta facendo discutere le forze politiche locali per la presenza fra i partner del progetto della stessa amministrazione guidata da Igor Gabrovec, ma soprattutto della Infordata Sistemi, di cui è comproprietario il vice sindaco Mitja Petelin. Andiamo ancora avanti, parlando anche dell'estate di Armonia, 2 rassegne in dialetto con eventi all'aperto, ne abbiamo parlato anche ieri nel nostro TG, spettacoli nel Parco di San Giovanni, il 13 giugno anche il Festival Ave Ninchi, c'è il servizio anche qui dedicato alla rassegna dell'Armonia dal nostro telegiornale di ieri, come sempre il teatro in dialetto triestino. Presentata la rassegna Restate Armonia 2026, Teatrino Basaglia all'aperto al Foyer Cecchelin, tradizionale spazio dove per il 6º anno consecutivo andranno in scena 8 commedie in dialetto triestino delle compagnie associate provenienti dalla fortunatissima 41esima stagione del teatro in dialetto triestino nella cornice del Parco di San Giovanni di Trieste, via Edoardo Weiss 13, con inizio alle 21. In caso di maltempo gli spettacoli si svolgeranno all'interno. L'evento, realizzato grazie alla concessione dell'ERPAC FVG e con il patrocinio del Comune di Trieste, ospiterà anche 2 serate ad ingresso gratuito. Il 4 luglio un evento speciale di cinema rientrante nel calendario del Festival Internazionale Ave Ninchi e il 18 luglio una serata nella quale sarà ospite la rassegna regionale itinerante Gran Premio FITA FVG Memorial Aldo Pressot del Comitato FITA Friuli Venezia Giulia APS. Seguiteci perché ci sono degli spettacoli veramente interessanti, degni di essere seguiti con grande attenzione, perché arrivano non solo da Trieste ma col Festival Ave Ninchi anche nel Triveneto. Un'altra estate all'insegna di un'offerta culturale e teatrale molto varia, e in questo si inserisce pienamente anche il ruolo delle compagnie dell'Armonia con gli spettacoli in dialetto triestino, ma anche con il Festival Ave Ninchi che porterà a Trieste compagnie diciamo da tutto il Triveneto. Bene, questa è la situazione relativa invece alla proposta estiva del teatro in dialetto triestino. Trieste nella bolla, il gruppo italiano non può aspettare, ancora silenzio sull'evoluzione societaria e sul futuro biancorosso, ma il mercato delle altre squadre si muove, i giocatori non stranieri come Capitan De Angeli e Candussi devono pensare a sistemarsi. Basket mercato detto, è vero ci sono persone importanti blindate come Arcieri, Ruzier e Brown, ma in una situazione di stallo chi garantisce i loro ingaggi, scrive Lorenzo Gatto sul quotidiano Il Piccolo. De Angeli e Candussi, se gli americani possono andare via a cuor leggero, loro no. Per lo Zoccoduro italiano il peso della piazza, la situazione è decisamente più complessa. Per chi invece Trieste ha radici, quantomeno un legale profondo con l'ambiente, l'attesa diventa logorante. Continuare a tirare la corda con chi ha dimostrato attaccamento un rischio neanche troppo velato, che la frustrazione prende il sopravvento e che questi professionisti si vedono costretti a guardarsi intorno per tutelare la propria carriera. Intanto Milano chiude con 3-1 i playoff con Brescia, in molti dicono ora si saprà la verità anche sul futuro della pallacanestro Trieste, sarà così? Non sarà così? Staremo a vedere. Intanto, al di là di tutto, ieri attraverso il nostro telegiornale, a livello di pallacanestro e di mercato dei titoli sportivi, abbiamo lanciato un appello specifico con questo servizio che volutamente ci riporta ai bei momenti per tornare a interrogarsi sul significato vero dello sport.
Momenti che definiscono una stagione, una carriera, una vita. Quelli vissuti da Daniele Cavaliero a Casale Monferrato. 7 tiri da 3 punti, 7 gemme per guidare l'Alma alla terra promessa. Questi sono momenti in cui ti ricordi di ogni tiro segnato, di ogni errore, di ogni fatica, di una stagione sull'ottovolante finita in gloria. Trieste torna nella massima serie, nell'urlo del Paratrieste! Come spiegare a un mini cestista che le imprese di Cavaliero e Rouzier non hanno più valore perché si possono comprare? Perché quel titolo sportivo di A1, guadagnato con il talento, si compra e si vende oramai come una banana al supermercato. E questo è il vero interrogativo che il Gotha della pallacanestro italiana dovrebbe porsi. Quel mondo del basket che sostiene di guardare al futuro, ma propone dirigenti che vengono dall'era dei dinosauri. E allora è in attesa che si consumi forse l'ultimo atto, gara 4 di semifinale fra Milano e Brescia, prima di sapere la verità, meglio rifletterci su. Badate bene, qua il tema non è solo Paul Matjasic e la pallacanestro Trieste, e nemmeno l'esito della vicenda di casa nostra. La piramide che implode su se stessa riguarda l'intero mondo della palla a spicchi, riguarda il valore stesso dei termini sport e appartenenza. Può esserci una prospettiva seria se le piazze a cui si chiede partecipazione, abbonamenti, sponsorizzazioni vengono trattate come caselle del risico? A quei bambini che palleggiano il campetto, a quelle ragazze con la sciarpa della curva nord, a quegli adolescenti che ricorderanno per tutta la vita le esultanze rock di Valentine, come spieghiamo che basta un bonifico per spostare la loro squadra del cuore? Riconsiderare seriamente la politica dei titoli sportivi è imprescindibile, altrimenti i contraccolpi che hanno subito o sfiorato in soli pochi mesi Trieste, Brescia, Torino, Scafati, Reggio Emilia, Virtus Roma e chissà quali altre società non note finiranno per minare le piazze del basket italiano dalle fondamenta. Dubitiamo fortemente che la soluzione possa essere una gassosa da litro, un hamburger che sa di cartone e la canotta dei Roma Gladiators al modico prezzo di 120 euro cada una. Basti pensare ai 2000 tifosi in meno al Pala Rubini nella gara decisiva contro Brescia, rispetto allo stesso evento, gli stessi quarti di finale playoff dell'anno precedente. Dati, non chiacchiere. Numeri che dimostrano come basti poco a danneggiare il secondo pubblico d'Italia. Basta far serpeggiare l'incertezza, basta far capire che quel sogno chiamato A1, conquistato sul campo per ben 2 volte nel recente passato, può essere venduto dalla sera alla mattina. Che succeda o non succeda, importa relativamente il tema e la possibilità di farlo secondo le attuali regole. Chi lo aveva capito in tempi non sospetti è stato il Consorzio Trieste Basket. Quella clausola di non trasferibilità è un baluardo di credibilità sportiva che ora più che mai va fatta valere. Bene, ci fermiamo per la pubblicità, ci troviamo con gli ospiti. Bentrovati in diretta a Sveglia Trieste, è un piacere avere come Paolo Altin della lista Russo.Franco. Buongiorno e bentrovati innanzitutto. Buongiorno a chi ci segue, buongiorno Marco, un piacere anche per me. Allora, tanti temi da affrontare, partiamo subito forte con il sondaggio oggi pubblicato dal Quotidiano in Piccolo, ieri sera a Ring, che ci dà un po' il quadro, diciamo così, della situazione, stando alle analisi di SVG a ormai, se non sbaglio, meno di un anno del voto, perché insomma poco meno di un anno. Sì. Diciamo che in altri tempi avremmo già dovuto votare come dire, con un po' di anticipo rispetto alla primavera del 2027, sì, che è la scadenza di questo mandato, ma in altre circostanze avremmo votato ben prima. Ecco. Allora, partiamo da questa, partiamo da questa che ci propone il nostro Enzo Iannaccone, che dà, allora, il dato macro è centrosinistra 49, centrodestra 41, centrodestra ovviamente, lo sottolineiamo, privo in questo caso di Vannacci e TLT, ma insomma TLT è un po' una costante, Vannacci invece potrebbe essere insomma un ago della bilancia importante. Partiamo dal centrosinistra.
le valutazioni di Altin in una situazione che vede il PD al 21,5 contro il 16,5 delle ultime comunali, in mezzo c'è il dato delle europee, adesso Trieste al 10,5, la lista Russo Punto Franco di cui fa parte al 5, il Movimento 5 Stelle al 3, cioè sostanzialmente più o meno il dato della scorsa tornata, e poi 4 altre voci, Alleanza Verde Sinistra, Azione, Italia Viva e altri centrosinistra tra il 2 e il 2,5. Allora, sì, non è facile commentare i sondaggi, no? Perché se ne parlava prima di andare in onda, tutti ritrovano qualcosa che un po' hanno percepito, magari si trovano stupiti su altri fronti, ma al di là della sommatoria del commento dei singoli numeri, quello che secondo me è significativo è, partendo da un altro dato del sondaggio di cui ho sentito ieri sera nell'apertura di Ring, diciamo che forse questo dato è un po' figlio di una situazione di scontentezza che pare essere diffusa in città, almeno secondo i dati che abbiamo. E quindi, come dire, forse il fronte contrapposto all'attuale amministrazione, come dire, trae qualche vantaggio da questa scontentezza, perché magari, ed è quello che speriamo, può rappresentare un'alternativa per i cittadini e cittadine. L'altra cosa che secondo me va detta è che il clima nello schieramento del centrosinistra è profondamente diverso dal clima che si respirava nel 2021, e quindi se per qualcuno il dato aggregato, no, totale centrosinistra fino a qualche anno fa poteva sembrare una sorta di forzatura non realistica, diciamo, invece noi da mesi stiamo lavorando tutti quanti insieme, per cui è un dato aggregato su cui io credo, insomma. Per quanto riguarda la lista Russo, noi certamente siamo legati al candidato Francesco Russo, quindi le liste dei candidati hanno dei movimenti che sono legati ai candidati stessi. La volta scorsa nelle nostre fila c'era anche degli amici di Azione, mi piace ricordarlo perché con Azione c'è un legame di lunga data, e insomma la volta scorsa eravamo all'8, ora in tempi più calmi siamo al 5, Azione al 2, come dire, noi cerchiamo di mantenere la posizione, cerchiamo di come dire, confermare la fiducia che le persone ci hanno dato, non essendo appunto un partito politico, ma come dire, cercando di rappresentare gli interessi dei cittadini e delle cittadine. Qui c'è invece l'altra slide che ci forniva Enzo Iannacone dalla regia, la notorietà di alcune personalità triestine. Di Piazza al 93, Fedriga al 92, Russo al 75, Scocimaro al 74, Rosolè al 72, Polidori 72, Patuanelli 64, Roberti 63, Gialuz 58, la terza 53, Samer 50. A me personalmente stupisce Samer al 50, che è già fuori dai giochi perché non si candida, mi colpisce. Lei che considerazioni fa? Ma allora si diceva, è un sondaggio, quindi dobbiamo provare a capire che cosa può rappresentare, che cosa, come dire, ci può dire. I più noti sono, diciamo, quelli che sono stati i protagonisti della politica degli ultimi anni, in città e in regione. Francesco Russo ha un lungo percorso, credo anche che le persone ricordino il suo intervento normativo per la sdemanializzazione del Porto Vecchio, quindi credo che da lì in poi sia un nome, come dire, molto conosciuto e affermato. Sugli altri francamente non saprei che cosa dire. Poi questi sono, se ho capito bene, delle richieste di popolarità stimolata, no? Nel senso, tu conosci questo personaggio politico. A me non stupisce più di tanto il quadro. Ci sono noi che magari frequentiamo la politica da vicino, ci pare ovvio che le persone conoscano questo nome oppure l'altro nome per le dinamiche cittadine che ci sono, ma c'è anche tanta gente che della politica, dico purtroppo, perché
mi pare che si sia considerato un 58% di persone che intendono andare a votare. Dico, c'è tanta gente che è distante dalla politica, ma non solo dalla politica, ma anche dalla quotidianità e anche dallo sviluppo della città. Cioè, ci sono stati interventi importanti in città, ci sono personalità della città che hanno un ruolo anche civico o imprenditoriale importante, ma che alla maggior parte delle persone sono sconosciuti proprio perché tante persone sono distanti dalla politica e dalle altre dinamiche locali. Allora, ci sono ancora delle slide che volevo commentare con Altins e della regia Mi Aiutate. Questa è la notorietà spontanea dei politici triestini, cioè pensando alla politica locale, quali sono i principali politici triestini che le vengono in mente, cioè senza nominarli in sostanza, e veniva fuori Di Piazza al 63, Fedriga al 25, Russo al 18, Cosolini al terzo e al 6 e poi direi tutti gli altri, cioè diciamo dopo quei due anche poco significativo 1, 2, 3 eccetera la risposta. Quindi insomma conferma quello che dicevamo in precedenza. Non so se c'è ancora qualche slide che non abbiamo visto. Sì, questa è importante. Le cause del malcontento verso le amministrazioni comunali. Quali sono i motivi per cui ritiene poco efficace l'operato dell'amministrazione? Possibili più risposte in questo caso. L'Ovovia batte tutto in negativo, diciamo così, col 55, tram di Opicina, la sua gestione, i suoi fermi, 35, in generale ritardi sui lavori pubblici, 29, non prendere decisioni e realizzare poco, 22, trasmettere un'immagine negativa di Trieste al resto d'Italia, 19, la gestione del Porto Vecchio, il 18, non mi trasmette fiducia, il 16, c'è scarsa comunicazione con i cittadini, 13, la galleria di Piazza Foraggi, 9, ritardi su Loiano, 6, e poi non hanno rispettato il programma elettorale al 5, le abbiamo lette tutte. Devo dire la verità, la numero 1 era abbastanza, diciamo, pronosticabile. Sì, ma sì, la numero 1 era intuibile, no? Rispetto alle cose che il sondaggio conferma nelle nostre percezioni, però credo sia ancora una volta significativo provare a rappresentare a chi amministra questa città, cioè il nostro sindaco, che, come dire, abbiamo avuto l'ennesimo segnale di che cosa la cittadinanza pensa rispetto all'opera, che è stata l'opera distintiva. Io ogni tanto, Marco, torno all'estate passata, abbiamo fatto circa 10-11 sedute sulla variante al piano regolatore per la cabinovia o Ovovia, per me chiamatela come volete, e siamo stati lì 11 giorni, tutto il giorno in consiglio comunale a dibattere di quest'opera, no? Ripensandoci dico, ma davvero siamo arrivati fino a quel punto? Perché era così chiaro e lampante che l'opera aveva dei problemi di base fortissimi e che la cittadinanza non la voleva, che trovo questa scelta del sindaco di voler continuare ad ogni costo ad andare avanti un errore strategico che da un personaggio come lui, con la capacità di sentire la città, di sentirsi vicino ai cittadini, lo trovo un errore strategico, come dire, simbolico rispetto, lo dico con rispetto, alla sua incapacità, secondo me, di essere quella figura che per anni è stata la figura che aveva il sentiment della città e che veniva seguito dalla città. Quindi lo vedo come un errore strategico importante. Il contraltare, il tram, che è una di quelle cose, tipo come i topolini a Barcola, che i triestini non devi toccare e su cui davvero non siamo riusciti a mettere la parola fine, purtroppo. Allora, c'è ancora questa slide che mi pare non abbiamo visto, la qualità della vita. Secondo lei, negli ultimi anni come è cambiata la qualità della vita di Trieste? Per il 63% complessivamente, tra il 35% peggiorato un po', il 28% peggiorata di molto e peggiorata. Per il 21% è rimasta la stessa, per il 16% è migliorata. E questo forse, diciamo che tra i vari dati, è forse il dato più macro di tutti, più facile lettura in qualche modo. Sì, è forse il dato da cui si deve partire, ma dico dobbiamo partire tutti, chi è nella coalizione di centrosinistra, chi è attualmente al governo del centrodestra, direi
tutti dobbiamo partire da un dato, una percezione delle persone che si sentono di stare peggio. E poi però bisogna essere anche secondo me corretti e dire che nel senso di stare peggio ci sono tante cose, entrano tante cose, quindi come dire, non sono così fazioso da dire che la gente sta peggio perché c'è la giunta di piazza. La gente sta peggio per tanti motivi, perché il costo della vita è aumentato, perché pesa comunque una forte incertezza sul lavoro, c'è sicuramente il tema della sicurezza, che è un tema locale ma anche un tema nazionale, insomma ci sono tante questioni. Certo però è un dato significativo da cui tutti devono partire e su cui chi ha la responsabilità del governo di una città certamente deve fare una riflessione seria dal mio punto di vista. Certo. Allora, abbiamo esaurito, diciamo così, le slide, poi magari ci torniamo su qualche aspetto. Pronto, buongiorno. Sì, buongiorno Stabile. Buongiorno. Buongiorno al suo ospite. Buongiorno. Adesso il suo ospite mi ha anticipato sulla domanda che io, cioè sulla considerazione. Volevo parlare. Sì, io volevo parlare della sicurezza a Trieste, che è una domanda che era da fare, non so in quale sondaggio metterla dentro, però quanto si sentono i triestini sicuri a Trieste? Secondo me non si sentono sicuri per niente. Cioè io volevo parlare 20-30 anni fa, secondo me Trieste era sicura che tu volevi lasciare anche la porta aperta di casa e non ti sarebbe successo niente. Te puoi girare per Trieste alle 3, alle 4 di notte senza problemi. Mi parlo da papà di una figlia dei 15 anni, mia figlia che dico, ascoltami, prima che fa scuro vieni a casa perché non mi fido che ti vado in giro di sera per città. E questo è una roba che secondo me Trieste puro, ancora quei pochi che sono rimasti, perché ormai a Trieste c'è tutti meno che i triestini. Adesso non voglio essere tacciato di essere razzista o sta roba qua, per me se uno viene a Trieste o in Italia indifferente a lavorare onestamente, vivere onestamente, pagare le tasse e tutto quel che c'è, per me può essere cingalese, indiano, bengalese, pakistan, qualunque razza, ma se ti vieni qua per rubare, per violentare, per qualunque altra cosa, anche perché a Trieste ultimamente succede di tutto meno che robe giuste che deve succedere, gente che si accoltella, gente che fa pugni. Cioè a sto punto mi diria in Piazza della Libertà mettiamo un recinto, però facciamo un ring per questi che se vuoi picchiare e accoltellare a sto punto. Mi volessi Trieste, indipendentemente da chi sarà che governa Trieste, perché anche al centrodestra devo devo parlare contro degli ori perché ha fatto di tutto meno che renda sicura Trieste. Quindi a questo punto a me non mi interessa chi venirà da Trieste, centro-sinistra, centro-destra, chiunque. Però se deve cominciare a eliminare la gente che qua a Trieste non fa niente. Certo. Anche la storia di quel video, che non so se è realistico o no, di quel mulo di Coglior che c'è la mula in strada bloccata in pieno giorno, non c'è che l'ha violentata come si dice che l'ha violentata, però non c'è una bella roba per un come me che con una figlia che devo pensare che la me va in giro per strada e la puoi beccarti qua che la tiene ferma in strada e la voglio abusare di ella. Chiaro le sue parole, sentiamo la risposta del team. Prego. Lascerei da parte la questione di quel video in zona Zudecche perché è una situazione particolare e quindi lascerei perdere. Come dico ogni volta che sono qui, il sentito delle persone merita rispetto. Il tema della sicurezza è un tema in parte oggettivo ma molto percepito, nel senso che c'è una sensazione di insicurezza al di là che non è necessariamente direttamente correlata ai fatti che accadono. Certo la gente si sente meno sicura, ma dico magari una sciocchezza, non è che come dire, quando io ero ragazzino
la mia famiglia, come dire, non avesse qualche titubanza a farmi percorrere Scala dei Giganti da solo. Cioè, 20 anni fa, 25 anni fa, qualche timore c'era lo stesso. Al parco giochi di San Giusto non si andava tra l'erba perché tra l'erba c'erano le siringhe. Come dire, so che sono sciocchezze, ma spesso diciamo che i problemi ci sono solo oggi e non c'erano ieri. Ci sono problemi diversi. Quello che secondo me fa rabbia alle persone è che ci sia un percepito senso di impunità, cioè che si possa fare sempre quello che si vuole, che le regole non valgano o valgano solo per alcuni e non valgano per altri. Ecco, su questo senso, sul pieno rispetto della legalità, io sono molto d'accordo con la persona che ha chiamato, perché libertà e legalità non è che si scontrano. Poi io dico, e questo lo diciamo come schieramento di centrosinistra, può piacere o meno, noi diciamo che le politiche di polizia e di repressione, ma non è che tra l'altro l'abbiamo detto solo noi, ma l'ha detto il prefetto in una delle ultime dichiarazioni rilasciate, da sole non bastano. Da sole non bastano. A me piacerebbe personalmente avere la maggiore forza dell'ordine a disposizione della città, ma questo non sempre si può avere, non sempre si può fare. Allora, come ha detto il prefetto, da una parte gli strumenti di polizia, dall'altra degli strumenti sociali, perché ad esempio molti dei problemi che riguardano i giovani sono problemi che le famiglie hanno, quindi cercherei di lavorare su due piani e non solo sul piano della repressione, perché abbiamo visto che fino ad adesso abbiamo armato vorrei ricordare che abbiamo armato la polizia locale, che abbiamo fatto le zone rosse, che abbiamo allargato i DASPO urbano, qualcuno ha parlato addirittura del taser, abbiamo i droni, abbiamo qualsiasi cosa, però vedete che anche le telecamere, vedete che però il cambiamento di fatto non c'è stato. Allora bisogna cambiare un po' ricetta, lavorare insieme con gli altri soggetti sul territorio delle istituzioni e poi dare una mano, una spinta forte al sociale, perché altrimenti la sola repressione non ci aiuta, almeno così la penso io. Prossima telefonata, buongiorno. Pronto? Pronto, dottor Stabile, sono in linea. Carissimo, buongiorno. Dottor Stabile, buongiorno a lei, mi scusi, e al suo ospite, sono Fulvio. Oggi parlerò nella nostra lingua, il dialetto triestino. Allora le ascolti, sembra che il buon senso non sia più da nessuna parte. Allora, se è logico, prima di tutto esiste la percentuale in tutto. Dall'umidità in poi c'è tutta la percentuale. Anche una volta era una certa insicurezza, ma era una percentuale bassa, adesso la percentuale è alta, tutto là. C'è come l'onestà, come la cattiveria, come la bontà, come l'altruismo, è tutta una questione di percentuale. Se c'è una percentuale alta di altruismo è buona, se c'è una percentuale alta di cattiveria è malamente. Allora, certo che anche quando mi comportavo male a scuola, anche alle elementari, mi mettevo odrio alla lavagna o mi sbatteva fuori dalla porta. Quando si ciappa di giovani che si comporta malamente, bisogna la prima volta avvertirci a i genitori e spiegargli tutto. La seconda volta bisogna metterli in qualche scuola che li educhi. Non c'è niente cosa fare. E l'immigrazione non si può giocare a casa propria chi che se vuole. Quando c'è una questione di essere contro l'immigrazione, il mondo è nato sull'immigrazione. E il discorso è che quando che vedo gente alle 11 a mezzogiorno, alle 10 di mattina davanti al bar con i telefonini in mano, scusate, ma cosa fai? Studiare, imparare la lingua, lavorare da qualche parte, gavè il turno che se di notte e allora di giorno si liberi, o se che vago lì per città senza sapere niente. E poi parla della legalità, e vediamo la legalità qua a Trieste col territorio libero. Non c'è un politico che dice la verità sui nostri diritti. Uno. E parla di legalità, va contro la sua stessa legge. La legge e la Costituzione italiana riconosce il territorio libero che è il trattato di pace con i suoi allegati. Siamo derubati quotidianamente e qua sta tutti zitti. E parla di legalità, parla che di brave persone. Sì, brave persone, per cosa? Grazie al nostro amico. Grazie e buona giornata. Grazie. Altin si va sulla prima parte, la seconda insomma è nota.
Sì. Peccato la seconda parte, perché... No, prego, faccia lei, per l'amor di Dio. No, dico che evitarle come dire, ha squalificato la prima, no? Su cui si poteva fare un commento. Okay. Allora, che le persone non si sentano sicure è un dato, che quello che è stato messo in campo sino ad oggi non ha funzionato è un altro dato. Mi viene da dire che evidentemente va cambiata la ricetta. Certo, non è che il problema lo risolve il sindaco di Trieste, no? È ovvio che è un insieme di questioni talmente grandi che sono difficilmente gestibili da chi ha un'amministrazione locale. Però qualche scelta differente si può fare e il sindaco di Piazza la stava per fare, perché rispetto ad esempio alla questione di Piazza Libertà, prima della recinzione il sindaco si era dimostrato favorevole a utilizzare l'edificio di via Flavio Gioia per una struttura che avrebbe, se non altro, liberato Piazza Libertà dalle persone lì. E poi un'altra componente della sua maggioranza è intervenuta in pressing e il sindaco ha rinculato e ha cambiato idea, nonostante si fosse esposto anche con tanta parte della cittadinanza che aveva firmato un appello, una lettera aperta. Quindi, come dire, il sindaco aveva evidentemente degli strumenti in mano, forse aveva anche l'idea magari di utilizzarli, è stato convinto a fare diversamente, fino ad arrivare ad oggi a dire che Piazza Libertà va recintata. Forse se quella volta si attivava lo strumento che tutti chiedevamo di attivare e sul quale il sindaco pareva essere anche favorevole, forse a distanza di 5 anni non saremmo arrivati a chi propone la recinzione in Piazza della Libertà. Ci fermiamo un istante per la pubblicità, ci vediamo tra poco. Bentrovati in diretta a Sveglia Trieste. Sentiamo la telefonata da casa. Pronto? Buongiorno. Buongiorno padre Franco. Ciao Franco, carissimo buondì. Allora, sa che te vedo un po' con il baglia. Purtroppo la voce è quella che è. Ma te vedo un po' con il baglia. Voglio cominciare per fare una ridata, se poi. Allora, intanto se è facile mettere quelle robe di televisione, perché il più popolare a Trieste è del Gildo. Va bene? Allora, via questo. Allora, vedere i dati, da quel che vedo, insomma, assomiglia molto ai dati nazionali anche, no? Anche se non vuol dire niente quel che riguarda il comune e quel che riguarda la parte nazionale. Dunque mi penso che se rispecchia quel che è i problemi nazionali, vabbè, su quel che riguarda anche il fattore di noi di Trieste. Con tutto il rispetto, il mio pensiero, penso che la cosa che viene fuori che l'era di piazza ormai si sta consumando e c'è bisogno di qualcosa di aria nuova, no? Anche prematura adesso fare tutti i programmi immaginabili, perché manca un anno per andare a votare, però penso che qua sarà molto importante la figura non politica, ma veramente la figura della persona. Vediamo anche quel che è stato in giro per l'Italia, le ultime amministrative, si era votato soprattutto la persona. Speriamo che sia invece, qua non sarà di destra o di sinistra, ma per me il valore sarà proprio della persona che si candiderà. Un buon sabato e mi raccomando, prossime volte mettete le robe giuste, Gildo Primo. Gildo Primo, vabbè, derby con Gildo per Federica. Allora, a proposito, giustamente Franco dice la persona giusta. Vi siete dati un tempo per decidere? Perché, come dire, da una parte c'è il percorso anche di, se non sbaglio si chiama Futuro in Comune, diciamo la coalizione che sta facendo gli incontri periodici, eccetera, e che credo a un certo punto, insomma, deciderete tutti assieme. Dall'altra parte i maligni dicono, e il sondaggio ne conferma, diciamo, la portata, c'è lo spauracchio Federica, cioè i maligni cosa dicono? Dicono il centrodestra non decide finché Federica non scioglie le riserve, perché se c'è Federica potrebbe essere un fuggi-fuggi generale. Ho detto la parte, diciamo, tecnica e la parte, diciamo così, di, non so, gossip, non so come chiamarla.
Allora sì, confermo, esiste questo gruppo di lavoro che è un tavolo di coalizione, si chiama Futuro in Comune, ha al suo interno movimenti e partiti afferenti all'area di centrosinistra, quindi il Partito Democratico, Lista Russo Punto Franco, adesso Trieste, Movimento 5 Stelle e poi Alleanza Verdi e Sinistra, Rifondazione Comunista, spero di non aver dimenticato nessuno, Slovenska Skupnost, insomma direi che come dire, è un bel gruppo di lavoro. Ci stiamo incontrando regolarmente, abbiamo fatto 2 eventi pubblici, uno sulla mobilità e uno sulle politiche abitative, che ci sembravano 2 temi sentiti dalla cittadinanza, e a un certo punto si deve quagliare, giustamente, dice Marco Stabile, e hai perfettamente ragione. Detto che le campagne elettorali sono sempre più, diciamo, flash, sono più veloci, però per il comune. Però io credo invece che sia bene partire il prima possibile. Penso sia bene sciogliere le riserve il prima possibile e che le disponibilità di eventuali nomi che abbiamo letto in quelle slide vengano, come dire, confermate, vengano, come dire, emergano, diciamo, in modo tale che si riesca a fare una campagna sui temi, sul territorio, che ci sia tempo per farla e non sia una campagna fatta di corsa in 2 mesi, perché i sondaggi ci dicono che la coalizione di centrosinistra, ecco, è avanti, sarebbe avanti, ma non dobbiamo dimenticare chi ha governato questa città per tantissimo tempo, non ultimo il sindaco di Piazza per praticamente 11 anni, arrivando alle elezioni nel 2027, quindi, come dire, la coalizione di centrosinistra ha da fare un grosso lavoro, quindi io spero che, come dire, entro l'estate, entro la fine dell'estate, insomma, un nome ci sia. Rispetto a Fedriga, allora, io penso che ci si debba candidare per la città e non contro l'altro nome. Quindi dobbiamo trovare chi sarà disposto a correre a qualsiasi, come dire, condizione, a prescindere da chi c'è dall'altra parte, ma con l'idea di tenere insieme una coalizione di centrosinistra che, non nascondo, perché dobbiamo dire anche le cose come stanno, ha al suo interno componenti che hanno delle sensibilità diverse. Quindi io credo che una delle qualità del nome sarà certo che sia un nome che le persone conoscono, perché altrimenti è davvero difficile, ma che sia una persona che abbia le capacità di tenere insieme anime diverse, come peraltro, non diversamente, ha ben fatto da questo punto di vista il sindaco di Piazza in tanti anni, che ha tenuto insieme, come dire, forze politiche che certamente non hanno, e questo non è un segreto, non hanno una grande simpatia l'uno nei confronti degli altri. Per cui io sarei per un candidato o una candidata che emerga, insomma, in tempi abbastanza stretti. Poi non decido io, si decide insieme, quindi vediamo. Chiaro. Sentiamo la telefonata. Pronto? Pronto, buongiorno, sono Maurizio, buongiorno a tutti. Ciao Maurizio. Salve, allora mi permetto di fare 2 considerazioni. Allora, sono un cittadino che ama Trieste e sono pensante. I pensanti sono una razza rara al giorno d'oggi. Ecco, di solito si segue come pecore. Vedo che il malcontento c'è ovunque, ma il malcontento è qualcosa di più che la lampadina che non funziona, il buso sulla strada. Il malcontento è vedere la città che ami, la città in cui sei nato, in cui sono nati i tuoi nonni, i tuoi genitori, e vederla svenduta. È stato venduto tutto, addirittura il Palazzo della Borsa, adesso il porto per fare queste agenzie immobiliari in cui verranno vendute le case, non per i triestini, perché non so se il vostro ospite lo può. 10.000 euro al metro quadro non posso permettermeli. Magari lui forse sì, ma me no. Ecco, per cui, allora partiamo da questa idea. I cittadini non sono contenti, sembra che si faccia finta di fare invece che fare, invece bisogna fare. Perché non sono contenti? Faccio l'esempio più stupido, ma proprio stupido. Allora, abbiamo 19 valichi, non so quanti. Allora, è chiaro che nessun passare così mona ad andare a passare dove c'è la polizia. Vai 10 metri più in là, c'è un valico libero.
Ecco, allora per cui questo vuol dire far finta, quella non è sicurezza. Abbiamo dato ai poliziotti, ai vigili urbani, polizia municipale, scusate, abbiamo dato le pistole, i droni e tutto, e dopo appaltiamo agli steward. Ossia, si sta appaltando tutto, gli asili appaltati, ogni cosa invece di fare si appalta. Allora mi dico votado, perché che fai o perché che appaltè? Noi vogliamo qualcuno che faccia per il bene della città, come ha detto quel signore prima. Non mi interessa che colore che ha, se è bianco, giallo, verde, marron, quel che vuole. Basta che faccia il bene di questa città e che non continui a svenderla. Adesso vuol vendere anche l'acqua, presto ne venderà anche l'aria, ma non possiamo star là. E quando dice l'era di piazza è finita, non si è detto che è finita, non si è detto, perché metterà un altro come lui. Ecco, e cambierà solo il nome, però il contenuto è quello, perché si seguono tutti uno con l'altro. Le faccio un esempio che può essere stupido. A me è piaciuto l'altro giorno Gabrovec, guardi che proprio vivo a Trieste e non parlo una parola di sloveno per capirci. Mi è piaciuto, uno, perché è un sindaco che ha fatto retromarcia sui bottini delle scovazze, due, perché ci sono stati dei furti di catenine d'oro nella discoteca di Sistiana e lui adesso è intervenuto e ha fatto tutto. Il nostro sindaco di piazza non ha mai aperto bocca sul fatto che ci sono degli anziani che vengono truffati regolarmente a Trieste. Perché il triestino se mona, mi metto in mezzo, mi sono più mona di tutti. Perché basta che uno si presenti e dici sono un carabiniere, mi dia loro che l'ha a casa e lui che lo dà. Cioè, questo non esiste da nessun'altra parte. Poi ti viene il dubbio, come fanno quei figli a lasciare mamma e papà con tutti quell'oro e tutti quei soldi se non sono in grado di potersi difendere? Però non ha mai messo una parola su questo, non ha mai parlato. Un sindaco deve anche esprimersi, deve confrontarsi e parlare con il popolo, parlare con noi che siamo i cittadini, ma non per contarne le robe, non per dirmi faremo la galleria di Piazza Foraggi in un mese e dopo sta un anno e mezzo. No, quando che te senti che la città è divisa in due, per la Gabinovia è divisa in due, te si porrà il problema, ti dirà perché succede questo. Io abito da tutta un'altra parte della città, per cui a me la Gabinovia non mi dà nessun fastidio, però trovo che sono contrario perché è uno spreco di soldi pubblici. Se potessi fare altro, vedere la mia città che viene sprecata così, poi vederla in mano, guardi che io non sono contro il turismo, però anche mi piacessi fare una camminata sulle rive, mi piacessi avere un acquario in una città di mare, mi piacessi, se ho bisogno di fare fisioterapia, avere una piscina terapeutica e non dover andare in Slovenia. Chiaro. Mi piacessi questo, ma si era mai preoccupato. Chiaro. Questo volessi vedere, un che si preoccupa. E invece i miei concittadini sono felicissimi. Altra cosa, come sono rimasto male io, che 2 ragazze sono state palpeggiate a Barcola, in mezzo alla gente, e nessuno ha fatto niente. Io non sto dicendo che devi intrometterti e prendere una coltellata, ti sto dicendo comincia a urlare, comincia a zigare. Se 100 persone ziga in una volta, quello continua a palpeggiare, Se quel signore prima ha detto mia figlia va in giro, era questa tenuta per strada per terra, signor, se lei la era là e quella era Sofia, che faceva piacere, che non faceva il filmino col telefonino. Allora la gente ha un peso, può fare qualcosa, non mettersi in mezzo, ecco, e neanche andare, però far vedere che ci siamo, far vedere che siamo una comunità. Chiaro, molto chiaro il suo intervento, vediamo cosa ci dice Altin. Intervento condivisibile in buona parte. Sì, forse, anzi forse, condivido il sentimento un po' e che so che dirlo, io sono di parte, quindi non dirà, vabbè, lo dici te, però davvero è, per chi è affezionato a questa città, un dispiacere vedere così tante occasioni sprecate, ma davvero tante. Portovecchio, per dirne una, ma sono state elencate quello che sta accadendo sull'acquario, sulla piscina, su tanti interventi di cui avremo bisogno e che non facciamo. Cioè, se penso, come dire, a quelle sedute di Consiglio Comunale Fiume, se penso alle migliaia di ore che gli uffici pubblici hanno impiegato sulla cabinovia che potevano essere destinate ad altro, io penso sia un'occasione sprecata e penso che il sindaco di piazza, mi viene da dire, purtroppo per lui, chiuderà incalando, chiuderà male questo suo percorso con la città, che per lungo tempo è stato una sorta di luna di miele, di innamoramento. Le persone ormai cominciano a essere scontente perché
su questo riconosco anche una parte delle ragioni di chi ha chiamato. Vediamo che certe volte arriva, tra virgolette, lo straniero a cavallo e gli spalanchiamo le porte, ci mettiamo a completa disposizione e poi, come dire, ci rifila il bidone e ci lascia a piedi. L'ex fiera doveva diventare una struttura all'avanguardia commerciale, servizi wellness, e siamo ancora lì con i colpi di bora che buttano giù pezzi della vecchia struttura in mezzo alla strada. Io penso che la gente avrà pure avuto un innamoramento con questo sindaco, ma a un certo punto si è stufa e stia vedendo che nell'epoca della maggior ricchezza economica della città, penso degli ultimi 100 anni, e nell'epoca in cui abbiamo la possibilità di fare uno sviluppo urbanistico che non si vedeva dai tempi praticamente di Maria Teresa, siamo di fatto fermi al palo. Penso che la gente questo lo veda. Ancora una telefonata, pronto? Carissimi, buongiorno, buon fine settimana. Altrettanto. Sì, una breve osservazione che però è di competenza della redazione. Forse il ripristino dei 2 minuti darebbe agli altri utenti maggiore possibilità. Lo so. Detto questo, la ringrazio di aver accettato questa osservazione. Volevo sapere una cosa tecnica. Poco tempo fa c'è stata una convenzione con la Slovenia e la Croazia per la collaborazione, mutuo aiuto reciproco, sia nello spegnimento degli incendi, quindi utilizzo dell'acqua per lo spegnimento incendi, sia per la fornitura d'acqua in caso di siccità. Sì. Adesso io, per quel che ne so, Trieste, la provincia di Trieste, non ha assolutamente nessun problema di siccità. Anche in casi gravissimi di siccità noi continuiamo a avere le falde idriche ricchissime d'acqua. Quindi dal momento che si parla di Slovenia, ma si parla soprattutto della Croazia istriana, la quale ha grosse crisi durante il turismo, perché sappiamo che il turismo raddoppia, triplica o addirittura quadrupa il consumo d'acqua, volevo sapere se questa convenzione riguarda anche e soprattutto la fornitura e la vendita di acqua nostra alla comunità, alle istituzioni istriane, per consentire un regolare funzionamento del turismo. Grazie, buona giornata. Allora, bella domanda, io onestamente non so. Quello che posso dirle è che questa convenzione è stata resa operativa 2 giorni fa a Muggia, quando la conduttura dell'acqua è saltata in ingresso a Muggia, rendendo, diciamo, impossibile l'approvvigionamento per l'80% delle case dei muggesani, e ha riferito il sindaco Polidori che per un lasso di tempo l'acqua è stata pompata diciamo, attraverso le condotte slovene verso l'Italia. Così ci è stato riferito come piccola curiosità sul discorso. Su altro, una questione su cui dobbiamo chiedere a chi se ne occupa direttamente, direi. Sì, in effetti non so dare una risposta precisa da questo credo punto che il meccanismo non sia semplicemente come dire, mi serve un po' d'acqua. Penso che sia necessario formalizzare che c'è uno stato di crisi tale da movimentare anche i paesi terzi. Non credo che per un semplice come dire, maggior flusso turistico questo renda operativo questo accordo, ma dobbiamo certamente approfondirlo, perché così su 2 piedi non saprei dare una risposta tecnica a domanda tecnica. Certo. Allora, volevo far sentire al nostro ospite le parole proprio del governatore Fedriga sul tema, da una parte, del controllo, dei controlli al confine che l'Unione Europea ha detto vanno diciamo tolti, deve tornare la libera circolazione di Schengen. Il ministro Piantedosi ha detto sostanzialmente di no, e poi Fedriga si concentra anche sul futuro reinserimento delle province, che sarà un altro tema, diciamo, di campagna elettorale, perché si voterà anche per le province. Bloccare attività illegali su chi commercia esseri umani penso debba essere una priorità da parte di tutti.
Così il presidente della regione Massimiliano Fedriga, dopo che la Commissione europea ha chiesto agli Stati membri di sospendere gradualmente i controlli ai valichi di frontiera, dispositivo che era stato adottato nel 2023 a seguito dell'attentato di Hamas del 7 ottobre di quell'anno, una decisione collegata al rischio di infiltrazioni terroristiche lungo la rotta balcanica. Contestualmente i rinforzi dei controlli avevano portato a un aumento di arresti di passeur. Dall'altro lato, Bruxelles ritiene che la reintroduzione prolungata delle verifiche violi le regole del codice delle frontiere Schengen, stabilendo che i controlli debbano essere un'extrema ratio e non superare il limite massimo consentito dalla normativa. Penso che in realtà la sospensione di Schengen, come è stata attuata, sia stata fatta in modo molto equilibrata dal Ministro e dal Governo. Sono riusciti a effettuare dei controlli che hanno preso molti passeur e diminuito gli ingressi illegali, e al contempo non si è andati a peggiorare la vita del confine, perché devo dire che si riesce attualmente a passare in modo molto agevole, quindi si è tenuto quell'equilibrio necessario che mi auguro possa proseguire. Poi il Presidente è tornato sulle province. Ieri la discussione è approdata in aula, politica divisa su elettività e competenze. Le competenze oltretutto è un percorso, come ho detto più volte, sono più step, tra cui ci sarà lo step legato alle norme specifiche che daranno competenze delle diverse aree. Per quanto riguarda la parte elettiva, devo dire mi sorprende che qualcuno non voglia fare scegliere i cittadini, ma evidentemente a qualcuno la democrazia dà fastidio. Allora, Fedriga dice sostanzialmente il controllo ai confini è, come dire, un sistema per bloccare i trafficanti di esseri umani, e quindi, come dire, bene che rimanga. Al tempo stesso l'Unione Europea ha chiesto a tutti gli Stati membri di toglierli, non solo all'Italia. Come dire, ci sono posizioni, insomma, differenti sul tema. Penso che se chiediamo ai cittadini se abbiamo più bisogno di forze di polizia nella gestione della sicurezza in città o sulla bretella lì all'uscita del valico, ma penso che la gente ci risponde: spostati i poliziotti da quei gabbiotti, da quei container, che li vediamo, noi passiamo, si forma la coda. Anche ieri ero fuori e siamo tutti là in coda che passiamo, gli operatori di polizia sono nel container, nel gabbiotto. Allora, se i controlli di frontiera, ripeto, la questione della legalità è una questione di base, quindi la legalità si rispetta come principio. Quindi se i controlli devono essere fatti, ed è giusto che si facciano, però evidentemente devono essere fatti in un altro modo, e di fatto sicuramente lo fanno. E che le persone vedono gli operatori di polizia fermi nei gabbiotti, nei container, e si chiedono: ma sono questi i controlli alle frontiere? Il nostro confine è un confine estremamente permeabile, non è quel tipo di controllo che aiuta il contrasto all'immigrazione illegale, non è quel tipo di controllo, non è quel tipo di presidio. Quindi io direi: continuiamo ai controlli alle frontiere quando vengono fatti in un certo modo, ma il presidio permanente sulla strada non ha nessun senso di esistere. Portiamo queste persone a fare sicurezza nella nostra città. Ricordo che, adesso vado a memoria, ma non so se era proprio Fedriga, che a un certo punto voleva recintare, voleva fare il muro di confine, no? quelle follie, come Fedriga quella volta voleva fare non so quanti chilometri di muro di confine, di piazza, vuole fare la recinzione di Piazza Libertà. Come dire, sono strumenti di chi, almeno dal mio punto di vista, ha esaurito ogni cartuccia. C'è ancora una telefonata, la sentiamo, dai, buongiorno. Buongiorno, sono Sergio. Ciao Sergio. Adesso ho sentito Fedriga che ha detto, naturalmente come dici, anche il governo, che diciamo che sono stati bloccati tantissimi passer, sono stati bloccati tantissimi trafficanti e compagnia bella, però il numero non si sa. Nessuno ha detto che sono stati bloccati 42 passer, 32 clandestini, si è passati 300 dai valichi non
non presidiati, cioè non esiste, cioè non ho la percezione, non so se voi la avete, la percezione di quanta roba è stata fatta. Ecco, non so se mi sono spiegato, magari mi bastasse sapere quanti stai beccati, quanti. Però mi perdoni, i dati sono stati comunicati in più occasioni, anche 2 giorni fa nel nostro telegiornale, gli arresti di Passeri, il numero di persone fermate. Sì, mi ascolto, ma se vedi allora che non che me no, nel senso, questo, no, non è una critica, intendo, i dati sono stati comunicati più volte anche perché era nell'interesse dello stesso Ministro fare il punto della situazione circa quella che era, diciamo così, le risultanze di questi anni di controlli, no? Dopodiché l'opportunità procedere avanti o no è un'altra cosa, ognuno ha la sua, giustamente. Sì, diciamo che forse all'opinione pubblica la maggioranza è sfuggito, forse mi ascolto abbastanza, seguo. Se tu sei come me, allora va bene, se invece ha capito tanti, va bene così. Dopo casomai recuperiamo allora il servizio in cui si diceva questo. Prego Altin se vuol commentare, se no io intanto proprio vado a... Ma i dati effettivamente ci sono e vengono comunicati in maniera più o meno, come dire, esaltata a seconda di chi, no, li sta un po' esponendo. Sì, i dati però non ci dicono se gli arresti, se i fermi, se queste attività di polizia sono direttamente legate all'impiego di forze specificamente dedicate ai controlli di frontiera, ovvero sono arresti, sono fermi che possono derivare dal normale impiego delle forze dell'ordine, al di là di questo specifico gruppo di agenti di polizia che è stato destinato ai controlli di frontiera. Allora, il ministro Piantedosi al recente incontro del gruppo Med9 di Rovigno aveva comunicato, cioè alcune settimane fa, 648 arresti a seguito dei controlli alle frontiere, tra cui 277 passer, senza contare gli 11.000 stranieri irregolari rintracciati. Quindi 648 arresti, di questi 277 trafficanti di esseri umani, ovviamente dall'inizio della misura. Dall'inizio, però, come dire, anche i fermi degli irregolari, come dire, gli irregolari non è che passano davanti ai posti, gli irregolari vengono intercettati in altro modo, quindi per quello dico che i dati poi andrebbero un attimino spiegati, andrebbero capiti meglio, perché è impensabile che questo numero di irregolari sia stato fermato semplicemente per i controlli che ci sono come li chiamo io, ai gabbiotti. Per questo abbiamo dei dubbi sul fatto, ma non è che li sollevo io, che non sono nessuno, ma le stesse forze di polizia hanno sollevato dei dubbi sul fatto che sia, come dire, prioritario quel tipo di impiego rispetto ad un altro. Lo dico anche rispetto alle tante telefonate che abbiamo ricevuto e che riceviamo e alle segnalazioni delle persone che percepiscono un senso di insicurezza forte nelle città. Io credo che, ad esempio, se comunque va riconosciuto un importante impegno sia da parte del questore sia da parte del prefetto, con cui c'è un dialogo e insomma, che si sono dimostrati sempre molto attenti ed equilibrati, dico, al di là del lavoro che si sta già facendo, per dire, se trovassimo una soluzione alla questione Piazza Libertà, per la città, come dire, sarebbe già un segno di un cambiamento possibile, perché poi quando parliamo di immigrazione dovremmo stare qui ore e richiamarci a quello che diceva un telespettatore che ha chiamato dicendo noi siamo fatti di immigrazione, quindi dovremmo aprire un capitolo lungo. Ecco, ripeto, non credo che così come l'armamento della polizia locale risolva nulla in termini di sicurezza della città, così credo che quei controlli alla frontiera non risolvano
alla radice la questione dell'immigrazione e nemmeno, non va nascosto, il senso di insicurezza che deriva per alcune persone dalla presenza di tanti stranieri senza fissa dimora nel centro della città. Grazie al team per essere stato con noi in questa mattinata. Noi ci fermiamo un istante e torniamo con il prossimo ospite. Bentrovati ancora in diretta, Sveglia Trieste con Gabriele Cinquepalmi del movimento, ovviamente dei Fratelli d'Italia. Stamattina non perdo colpi a destra e a sinistra. Poi, è sabato per tutti, è sabato per tutti. Grazie Cinquepalmi per essere con noi innanzitutto. Grazie a te Marco. Grazie a tutti quanti. Volevo partire da alcune considerazioni sulle slide mandate in onda ieri sera a Ring, sondaggio realizzato da SVG. Daremo ora anche il campione, perché giustamente è giusto anche, come dire, dare precise indicazioni su quello che è il campione esaminato. Con la nostra regia, con Enzo Iannacone, ora mandiamo in onda le slide che abbiamo commentato poco fa anche con al team della lista russa Franco, ribadendo che si tratta del sondaggio SVG realizzato per conto del gruppo regionale del PD e PD Trieste, campione di 700 soggetti maggiorenni residenti nel comune di Trieste, il campione stratificato per zona e prevede quote per età e sesso. Il margine d'errore statistico è del 3,7%. Allora, prima di arrivare ai partiti, slide sulla qualità della vita. Secondo lei, negli ultimi anni, come è cambiata la qualità della vita? Complessivamente, tra un po' e molto, i cittadini ci dicono che la qualità della vita sarebbe peggiorata al 63%. Primo macro dato, Cinquepalmi. So, però i risultati della vita, delle classifiche di vita a Trieste, mi sembra che invece smentisca questo dato. Dopo è vero che ognuno parla per la propria percezione, però dall'altra parte abbiamo anche altri riscontri, quindi non so, io non vedo un 60% reale, almeno a mio parere. Andiamo a vedere le altre slide, andiamo avanti, andiamo a vedere anche gli altri aspetti che sono stati considerati, dalla questione della popolarità ai temi, qui sono i temi del malcontento verso l'amministrazione comunale, cioè quali sono i principali motivi per cui ritiene poco efficace l'operato dell'amministrazione, possibili più risposte. Quindi vuol dire che insomma comunque le risposte sono state, come dire, indicate a chi rispondeva. In testa la proposta dell'Ovovia al 55, la gestione dei tranne piscina al 35, al 29 i servizi legati ai lavori pubblici, non prende decisioni, realizza poco il 22, e poi tutte le altre, da cui per esempio la gestione del Porto Vecchio al 18. Diciamo che il primo tema era abbastanza pronosticabile. Sì, beh, dopodiché se io metto anche nella lista e chiedo, secondo voi a Trieste ci sono pochi posteggi? È chiaro che se do io le risposte dove che so da andare a pescare il malcontento, questi qua sono i risultati. Non mi stupiscono, perché è chiaro che non mi stupiscono. Forse il discorso dell'Ovovia, io non mi nascondo e non mi nasconderò mai dietro a un dito, ho paura di perdere qualche voto, io sono sempre stato a favore, io sono un sostenitore. La gestione del tram, sappiamo che alla fine siamo tutti scontenti, anche noi per quanto riguarda la destra, il centrodestra, ma perché sappiamo che la maggior parte delle cose non è a capo del comune. I lavori pubblici, vediamo che anche in questo momento ci sono lavori dappertutto. Sì, ci sono strade che hanno buche, ma ci sono altre strade che vengono asfaltate, ci sono marciapiedi rotti, ma abbiamo altri marciapiedi che vengono fatti, i chilometri di strada sono tanti. Uno che dice trasmette un'immagine negativa a Trieste e al resto d'Italia mi sembra proprio una cosa che non esista. Vediamo ormai chi frequenta il mondo dei social, Trieste è conosciuta da tutto il mondo, viene portata dai turisti, anche dalle persone famose che vengono qua a Trieste a far selfie, fotografie, quindi sinceramente non mi ritrovo. La gestione del Porto Vecchio è partita la gara e i progetti ci sono, più di questo non so cosa che poteva essere fatto.
non trasmette fiducia, quello è un discorso personale, quindi non si può... La scarsa comunicazione con i cittadini non la vedo, se dopo ognuno pensa che per fare qualsiasi lavoro, dal mettere un tombino, semaforo, bisognerebbe comunicare ai cittadini, fare un sondaggio, fare un referendum, non so, io mi ricordo ad esempio c'era il malcontento della quinta circoscrizione, ovviamente da chi era da parte dell'opposizione per San Giacomo, quando hanno fatto gli attraversamenti pedonali della piazza, i semafori, sono venuti dei casini fuori, gente che si lamentava, cambierà la viabilità di San Giacomo, il semaforo messo in mezzo al marciapiede non passa carrozziere, che invece non era niente. Se andiamo a chiedere oggi ai residenti, sono tutti quanti contenti, San Giacomo è più sicura, è addirittura più fruibile sia a piedi che in macchina. Il discorso delle palestre, idem. Se noi andiamo a intervistare quelli che sono fuori dalla palestra a San Giacomo che è in costruzione, è chiaro che se prendiamo chi è lì che sta manifestando contro la palestra, dirà che è scontento e preferiva fare un giardino, un ennesimo giardino di San Giacomo, però sappiamo benissimo in realtà che a San Giacomo, come a tutta Trieste, servono nuove strutture. E quindi insomma i ritardi sull'asilo Roiano, chiaro, ci sono stati. Siamo stati fermi un anno, abbiamo risolto, adesso è partito, non hanno rispettato il programma elettorale, questo non è stato rispettato perché non abbiamo portato a casa ancora l'Eurovia. Se portavamo a casa l'Eurovia c'era, qua mi allaccio anche al discorso della sicurezza, il discorso dei confini. Prima sentivo che tutte le persone che sono state fermate sui confini magari non c'entrano i blocchi. Se prima non erano fermate, sono state fermate proprio da quando hanno messo i blocchi, significa che i blocchi c'erano. Poi detto anche così, i poliziotti dentro quei container, i poliziotti sono fuori che stanno vigilando, non è che sono dentro che stanno giocando col telefonino, si fanno gli affari propri. Voglio far presente, io vivendo e lavorando anche a San Dorligo, io ho visto in maniera palpabile quante persone in meno sono entrate dalla rotta balcanica. I dati citano circa un 80% in meno, io posso sicuramente confermarle. Poi ne parliamo assolutamente, uno dei temi. Andiamo avanti con le slide, così le vediamo tutte assieme anche a Cinque Palmi, una sorta diciamo di par condicio di Sveglia Trieste tra Altini e Cinque Palmi nell'analizzare i vari aspetti. Questa è insomma una tra le più interessanti, cioè quella che ci dà l'orientamento di voto alle liste, ripetiamo sondaggio, ripetiamo 700 persone, che vedrebbe il centrosinistra avanti sul centrodestra 49-41 qualora Vannacci rimanesse fuori dalla coalizione di centrodestra. In particolare nel centrodestra Fratelli d'Italia sarebbe al 23 contro il 15,5 delle comunali 2021, riferimento poi in mezzo vedete il dato delle europee che era il 27,6. Forza Italia il 7,5 contro l'8,5 della scorsa tornata comunale, la Lega sarebbe al 6 contro il 10,3 delle comunali 2021, le europee però era l'11,5, la lista di piazza, stando al sondaggio, sarebbe al 4 contro l'11 e passa delle comunali del 2021, dato di Idea Giuliana allo 0,5 che, come dire, anche prima ne parlavamo, suscita però qualche perplessità rispetto a liste come Alleanza Verde Sinistra, Azione, Italia Viva, che prendono tutte più del 2, considerando che si tratta di elezioni comunali e che ci sono anche dei personaggi legati alle liste sul territorio. Solo i voti del consigliere Grilli superano il 0,5%, quindi mi lasciano un po' perplessi queste cifre. D'altronde sono contento che sono venute fuori così, perché è come da tradizione preelettorale. Io non ho memoria di un sondaggio che dava avanti il destra o il centrodestra a Trieste, pubblicato dal quotidiano locale. Quindi ci sta, vedremo. Poi io leggo addirittura un 4% alla lista di piazza, ma di piazza non è nemmeno candidato, quindi bisognerà anche aspettare appunto di vedere il prossimo sindaco chi è. Insomma, quindi la prendiamo per quanto vale, con un sondaggio fatto un anno prima delle elezioni. Come hai detto anche tu, Marco, ci sono certe liste a sinistra che appunto, non so, quel 2%, 2 punti e mezzo, mi lasciano un po' perplesso, però insomma staremo a vedere. Secondo me fa più testo il sondaggio fatto ieri sera a Ring, ecco, è più
Ecco, c'è da dire però che un tema obiettivamente c'è, no? Cioè il tema di Vanacciani, se esterni alla coalizione, quanto possono inciderci, quanto possono essere effettivamente l'ago della bilancia, indipendentemente dai numeri in sé. Sicuramente il Futuro Nazionale è una forza politica che si va a collocare alla destra, quindi i voti sono quelli. È chiaro che se uno prende una torta e prende via una fetta, la torta è sempre quella. Bisognerà capire appunto come si andrà a collocare nelle prossime elezioni, e vedremo poi appunto i vari candidati sindaci, perché per il momento ancora nulla si sa, e che a sinistra stanno aspettando appunto che si dica il nome a destra, e magari da parte di destra stiamo aspettando il nome di sinistra, però siamo manca un anno, quindi siamo ancora nelle tempistiche. In più c'è un'altra situazione, che in tutti quest'anni vediamo che le campagne elettorali durano sempre meno, quindi c'è una tendenza a muoversi più tardi possibile, a ridosso delle elezioni. Sì. Poi, notorietà di alcune personalità triestine. Occhio, elenchiamo alcuni nomi di personalità legate a Trieste, indichi se la conosce, cioè vengono dati i nomi, quindi c'è la proposta e le persone rispondono. Poi c'è un'altra che ha un sapore diverso. Di Piazza e Fedriga davanti a tutti largamente, poi ci sono Russo e Scocimarro quasi appaiati, poi tutti gli altri, Rosolén, Polidori, Patronelli, Roberti, Gialuz, La Terza e Samer. Qui, come dire, i primi tre direi abbastanza scontati. Sì, insomma, no? Sicuramente Roberto Di Piazza è ovvio che sia conosciuto da praticamente tutti i triestini, e non solo. Massimiliano Fedriga per il grande lavoro che sta facendo in regione, ovviamente. Uguale a Francesco Russo, anche lui, qua appunto non si parla né di meriti né di conosciuto, quindi anche Francesco Russo è conosciuto. Vediamo, mi stupisce un po' Samer, secondo me, per quello che ha fatto per Trieste, tra il lavoro suo, in più tutta la zona sportiva e l'impegno che ha, mi stupisce un po' vederlo così al 50%, diciamo, ecco. Certo, e poi c'è l'altro invece che, se non sbaglio, si basa su un'indicazione personale, cioè senza dare i nomi che politico noto indica. Pensando alla politica locale, quali sono i principali politici triestini che le vengono in mente? Di Piazza 63, Fedriga il 25, Russo il 18, Cosolini la terza il 6 e poi direi tutti gli altri. Quindi, anche questo qua, insomma, è una conferma delle forze politiche, insomma, corrisponde più o meno, vediamo sempre Roberto Di Piazza e Fedriga ai primi posti, e poi insomma a ruota, non proprio a ruota, però insomma ci sono le persone più o meno importanti del proprio partito. Ecco, quello che poi verrebbe per contrario da dire è: tolti Di Piazza e Fedriga, che il primo non può candidarsi, il secondo non sappiamo ancora, non sappiamo, ma mettiamo che decida per altro, c'è da capire se l'avversario, per esempio, fosse Russo, su chi fare la corsa, e questa è la grande domanda anche nel centrodestra, che abbiamo rivolto poco fa anche al centrosinistra. Cosa ci racconta? Che manca ancora un anno. Ci sono alcuni nomi che ovviamente non farò neanche sotto tortura da parte nostra, che sono molto interessanti, e quindi le persone non mancano, però bisogna innanzitutto trovare una quadra con tutta la coalizione, che da parte nostra, anche per primo da parte mia, non è importante da che forza politica poi viene pescato il candidato. Ecco, bisogna trovare un candidato che sia in grado di gestire la città. Ecco, poi che sia di Fratelli d'Italia, Forza Italia, Lega, questo viene sempre dopo, ecco, secondo il nostro parere. Bene, allora abbiamo una telefonata, la sentiamo, poi andiamo in pubblicità. Pronto? Se c'è ancora la telefonata, pronto? No, non c'è. Allora, pubblicità e torniamo con 5 palmi di Fratelli d'Italia.
Bentrovati ancora in diretta, abbiamo una telefonata in attesa, la sentiamo. Pronto, buongiorno. Buongiorno Stabile, buongiorno a lei. Buongiorno signora. Buongiorno. Buongiorno. Allora, io volevo chiedere due cose, non so se lei lo sa. Su quale campione è stato fatto questo sondaggio? Non è stato detto su quale campione. Sì, lo ripetiamo adesso. Allora, il campione è di 700 soggetti maggiorenni residenti del comune di Trieste tra il 4 e l'11 maggio 2026. Mi sembrano pochini 700, no? A Trieste, con quasi 200.000 abitanti. Leviamo pure via gli neonati o le persone, perché Avarino ieri ha detto che sono arrivati sul sondaggio sul ripristino di Schengen 1500 telefonate, per cui 700 proprio. E poi, se vogliamo dire Stabile, cioè la SVG è sempre stata di sinistra, infatti il sondaggio è stato proposto dal PD, per cui non siamo proprio nella norma, diciamo, eccolo. Vabbè, come dire, succede così, eccolo. Però i sondaggi in questa fase preelettorale le paga il centrodestra, le paga il centrosinistra. Insomma, poi signora, tanto te paghi, tanto te gas, se paghi per 3.000 è il sondaggio con 3.000 intervistati, quindi come dire, dipende da quanto si paga, no? Diciamo di metafora. Ma però, okay, se paghi X hai il sondaggio con 3.000 intervistati, se paghi Y ce l'hai con 700, eccetera, eccetera. Dipende anche dalle disponibilità, non so se Fratelli d'Italia farà un sondaggio su quanti lo farà. No? Posso farlo su 100 persone, posso fare un sondaggio, ma non è che fa testo. Poi mi scusi se le porto via un minuto in più. Il signor Maurizio ha telefonato anche l'altro giorno per dire di quelle ragazze che sono state molestate a Barcola, no? Sì. E che tutti erano in silenzio. Allora, a questo punto io non riesco più a capire se a Trieste i triestini sono menefreghisti o hanno paura. Ecco, perché le faccio solo un esempio, potrei fare anche un esempio di paura, ma non occorre che glielo faccia. Volevo dire solo un aneddoto. Io il 1° di giugno sono uscita alle 13:30 di casa. Dietro casa mia, che lei conosce dove sto, vero? In curva, in discesa, c'era un pozzetto della fognatura senza coperchio. Il coperchio era precipitato proprio sul fondo, perciò il pozzetto era aperto. Ho trovato davanti al pozzetto un secchio in plastica con dentro del materiale di risulta. Eccolo, io dico, chi è stato quel deficiente che non ha avvisato la polizia locale di questo inconveniente? Nessuno l'ha fatto. Ho telefonato io, erano ignari di questa cosa, per cui ecco, questo è un eclatante esempio di menefreghismo. Poi sulla paura la gente sempre non mi si arte, perché quando succede qualcosa scappolano da una parte all'altra. Ecco, questo volevo dire. I triestini purtroppo una volta non erano così e non sono neanche adesso. Siamo talmente pochi, Stabile, che non è più possibile vivere in questa città, perché vige proprio il menefreghismo e la paura. Grazie. Okay. Grazie alla nostra amica. Io onestamente, noi abbiamo riportato la notizia, abbiamo avuto comunicazione, non so se nessuno ha fatto niente, cioè non ho delle conferme che ci sia stato questo silenzio, eccetera. Sono telefonate, voci, eccetera. Quindi, come dire, anche per correttezza riporto. Prego, 5 palmi. Quanto detto dalla signora Nivea che ha telefonato da casa, in parte lo condivido. C'è, non so se per paura, per menefreghismo, per la poca voglia anche di poi essere immischiati con polizia, verbali, tutto. Vedo che c'è molta gente che purtroppo si gira dall'altra parte. Più volte ora mi sono sempre raccomandato, invece quando succede qualcosa, di chiamare le forze dell'ordine. Dall'altra parte ci dico, beh, dopo che li chiamiamo cosa cambia? Non è proprio così, qualcosa cambia, se iniziamo tutti quanti a rompere le scatole, a telefonare, a farci sentire, a non abbassare la testa, a far vedere che non siamo intimoriti da quei 4 delinquenti che pensano di comandare a Trieste, probabilmente qualcosa cambierebbe, cosa che una volta c'era a Trieste, perché nei vari rioni sappiamo che
consentitemi il termine, i padroni di casa erano quelli che abitavano nel rione. Ecco, perché nato Valmaura, Borgo San Sergio, si poteva tranquillamente lasciare anche la porta della macchina aperta con le chiavi su, che nessuno ti toccava la macchina, perché appunto eri nel rione, ti conoscevano, e i ragazzi più giovani davano anche una mano alle signore a portare la spesa a casa. Borgo San Sergio è sempre stato un rione difficile, c'era il campo dei nomadi, ma sappiamo tutti che a Borgo San Sergio i nomadi non recavano nessun tipo di disturbo. Ecco, quindi c'era un coraggio dei residenti che oggi manca, perché anche vicino, come ha detto proprio la signora Nivea, una volta ci sentivamo magari anche più comunità, perché c'era più persone nate e cresciute in quel rione, da più generazioni magari, c'erano i San Giacomini. Oggi se vai a San Giacomo non trovi i San Giacomini, trovi un miscuglio di etnie, ma di San Giacomini ne trovi pochi. E questo qua ovviamente conta per la sicurezza dei vari rioni, per come ci sentiamo, se vediamo qualcosa. Quindi mi trova perfettamente d'accordo la signora Nivea. Allora, volevo rispondere alla signora Nivea perché sono andato a vedere, insomma, nei sondaggi locali la dimensione ottimale di riferimento si attesta tra le 500 e le 1000 interviste per ottenere risultati statisticamente accettabili con un margine di errore ridotto. Se si aumenta a 1500 il numero degli intervistati, il margine di errore rimane sostanzialmente identico, ma i costi lievitano. Quindi, come dire, è anche una questione del partito, del soggetto che lo propone, della disponibilità di budget che ha. Quindi di solito comunque i sondaggi viaggiano di solito su questo campione, che li faccia l'uno, che li faccia l'altro, questo è un altro discorso. Nei sondaggi abbiamo visto, in tutti i sondaggi pubblicati in tutto il mondo, abbiamo sempre visto che la destra perde. In tutti i sondaggi, partiamo dai sondaggi americani, sondaggi europei, italiani, spagnoli, in tutti i tipi di sondaggi possibili, francesi, noi abbiamo sempre visto che i democratici vincevano. Poi per fortuna non è stato così. Ecco, quindi continuiamo con questa tradizione di questi sondaggi che ci portano bene. Io appoggio questo sondaggio. Allora, telefonata, pronto, buongiorno. Buongiorno, sono Luigi. Prego Luigi. Ecco, intanto mi aspettavo con la ulti, va bene, fa niente. Posso cantare anche me qualcosa, non è la stessa roba, non sono bravo come con la ulti, però le galline con teste arrivo a farla. Sarebbe una bella roba, guardi. Comunque, insomma, io do una mia opinione, poi, insomma, come al solito, la politica fa di testa sua. Sono favorevole ai controlli ai confini, sono favorevole ai rimpatri clandestini più veloci, così si mettono in testa che quando arrivano, se non si è in regola, si torna subito a casa, e insomma in questo senso qua, fin quando che magari un miracolo ci porti alla normalità in Italia, ecco. Altro poi, se la sinistra pensa di fare meglio della destra, questo è un qualcosa di negativo, perché fino adesso abbiamo provato sinistra, destra, in alto, in basso, insomma il risultato cambia di poco, ma di pochissimo. Ecco, poi insomma noi votiamo e poi fanno sempre quello che vogliono. Va bene, salve. Salve, buongiorno. Grazie. Lasciamola così. Un po' rassegnato. Sì. Un po' rassegnato. Andiamo in pubblicità, poi torniamo anche sulla questione confini, vedendo un servizio e parlandone assieme. Pubblicità, un secondo.
Bentrovati ancora in diretta a Sveglia Trieste. Vorrei rimandare il servizio in cui abbiamo iniziato a parlare, poi ci sono stati tanti altri commenti, ma il servizio originario di mercoledì in cui l'Unione Europea chiede ai Paesi membri di stoppare i controlli e di ripristinare il regime di Schengen ai valichi confinari. In questo senso poi ci sono le parole dell'assessore Roberti, il primo servizio di scaletta, se la refresciamo un attimo della regia, Stop Controlli Confini Roberti, che fa delle considerazioni su tempi e modalità, oltre che sull'opportunità di stoppare questi controlli. Abbiamo visto poi il ministro Piantedosi, adesso insomma debbono continuare, ha snocciolato anche un po' di dati in materia. Dovremmo esserci. Ieri la Commissione europea ha emesso intanto una raccomandazione per i paesi europei che hanno sospeso l'area di Schengen ormai dal 7 ottobre del 2023. È una raccomandazione che però parla di una ripresa graduale e progressiva della libera circolazione. Quindi innanzitutto bisognerà capire cosa vuol dire graduale e progressiva, e sicuramente questo non può voler dire una totale riapertura già a partire da quest'estate. Così l'assessore regionale della sicurezza Pierpaolo Roberti sulla richiesta di eliminare progressivamente i controlli alle frontiere fatta dalla Commissione europea ai Paesi membri. La sospensione di Schengen è stata decisa nel 2023 a seguito dell'attentato di Hamas del 7 ottobre dello stesso anno, un dispositivo collegato al rischio di infiltrazioni terroristiche lungo la rotta balcanica. Il provvedimento in scadenza l'8 giugno è stato sempre prorogato e, stando a quanto comunicato dal ministro dell'Interno Piantedosi al recente incontro del gruppo Med9 di Rovigno, lo sarebbe stato ancora una volta. Questo anche a fronte del recente bilancio snocciolato dallo stesso titolare del Viminale, che ha sottolineato i 648 arresti a seguito dei controlli, tra cui 277 passer, senza contare gli 11.000 stranieri irregolari rintracciati. Sono certo che l'utilità di Schengen c'è stata, e lo dimostrano i numeri: il crollo degli arrivi dalla rotta balcanica e l'enorme impennata di arresti e di trafficanti di esseri umani. Ma ci sono anche altri effetti positivi che questa sospensione ha avuto. Prima di tutto l'ingente rafforzamento degli uomini assegnati alla Polizia di Frontiera, in particolare alla Polizia di Frontiera di Trieste. Soltanto negli ultimi mesi oltre 60 agenti sono arrivati alla Polizia di Frontiera, e questo ci fa capire che il più tardi possibile, quando Schengen verrà ripristinata totalmente, comunque avremo delle forze in campo per poter svolgere dei controlli di retrovalico. Quello che interessa alle istituzioni e alla Regione Friuli Venezia Giulia è sicuramente quello di non riavere mai più quei numeri incredibili che abbiamo avuto negli anni passati, che fortunatamente oggi sono un ricordo, ma anzi di lavorare sempre di più perché quei numeri si riducano ancora. Allora, dati e richiesta dell'Unione Europea, e poi risposta di Roberti che spiega cosa hanno determinato questi controlli valichi. Secondo me è innegabile che i controlli ai confini siano serviti, perché lo leggiamo sui numeri. Ecco, quindi su questo qua non ci sono opinioni. Sarà scomodo, ogni tanto chi va a fare le benzine in Slovenia poi trova la fila nel tornare indietro, sarà scomodo. Insomma, secondo me è un prezzo che bisogna pagare. Ecco, perché chi vive a San Dorligo, chi vive sulle linee di confine, bisogna andare a fare un sondaggio tra loro e chiediamo se secondo loro la rotta balcanica è diminuita, perché si vede, perché io ero abituato a vedere gruppi di 30, 40, 50 persone arrivare a piedi. Ormai questi gruppi non esistono più, quindi quando leggiamo che la rotta balcanica è stata bloccata di circa l'80%, è vero. Che dopo ci siano altri problemi a Trieste è ancora più veritiera la storia, ma perché ci sono problemi con quelli che già sono entrati nel nostro territorio, che sono già dentro il nostro territorio, che magari già pesano anche sulle casse comunali. Ecco, quindi sono già residenti, sono già di seconda generazione, e questo è un altro discorso. Però sminuire anche il lavoro che fanno queste forze dell'ordine sul confine dicendo sono dentro i gabbiotti, sono dentro i container, non fanno niente, non è così, perché hanno rintracciato 270 mi sembra passer. Insomma, voglio dire, non sono numeri da poco, Hanno bloccato 11.000 clandestini,
Ma quelli che arrivano da altri confini. Ho capito, ma 11.000 sono stati bloccati. Non è che arrivano direttamente col paracadute e atterrano in ICS. Cioè, questi qua arrivano per poi arrivare all'ICS e chiedere tutti gli aiuti possibili e poi pesare sulla nostra economia sia a livello economico che a livello emotivo, perché non ci sentiamo più sicuri, e questo è un dato di fatto. Quindi parlare che non servono, secondo me, conta pochissimo ed è sbagliato, perché i numeri, in questo caso i numeri parlano chiaro. Che poi arriva dall'Europa, arriva il monito e bisogna toglierli, sì. Chi ce lo viene a dire? In Francia da anni ci rispedivano indietro le persone, maltrattavano le persone sui confini, quindi non è di cosa stiamo parlando. Cioè, secondo me questa qua è una misura che è servita al contenimento almeno dalla rotta balcanica. Allora, telefonata, pronto? Buongiorno a lei e al suo ospite, sono Gino. Prego. Allora, il discorso delle statistiche, in Germania Alles für Deutschland è il primo partito ed è un partito di estrema destra, quindi certe volte le statistiche possono anche funzionare. Poi ho un altro problema. Allora, tutto quello che che sta succedendo a Trieste è sempre il risultato della grande politica internazionale, perché il flusso di immigrazioni sono dovuti, lo sappiamo, a guerre, eccetera, che sono sparse per il mondo, eccetera. Allora, il cittadino che ha la sua idea e le sue ambizioni per un miglioramento deve rivolgersi al politico che è più vicino, sicuramente non potrà andare a contattare la Meloni, no? Allora, è il momento in cui però si contatta il politico prossimo, vicino, come può essere oggi il Cinque Palmi, e questo qua però è soggetto a quelle che sono le direttive del suo partito. Cioè, io non vedo il politico di base che si ribella a queste che sono le direttive che riceve dall'altro, perché la logica e l'intelligenza del momento, della situazione che si sta vivendo, fa sì che le idee che riceve devono essere modificate. Per esempio questo dei confini. Adesso c'è la direttiva europea che bisogna di nuovo riaprire i confini. E il problema invece per Trieste è contrario. Voglio vedere chi dei politici triestini si opporrà a Roma per questo tipo di decisione. È questo che manca. Se noi non possiamo incidere sulla politica internazionale, non esistiamo. Volevo un commento, grazie, buongiorno. Grazie della sua chiamata, prego. Ma non mi risulta che nonostante il monito dell'Europa qualcuno ha deciso di togliere via i controlli del confine. Ecco, questo non mi risulta. I controlli ci sono, i controlli anche da quanto ho anche sentito appunto dall'assessore regionale, i controlli resteranno, perché i controlli sono indispensabili per quanto ci riguarda, e quindi non vedo, in questo caso non vedo niente, non è successo niente, cioè è normale che l'Europa ci venga e ci dia qualche monito, ma come non è che lo dà solo sul discorso delle Schengen, lo ha dato anche su altre cose, però noi continuiamo sulla nostra strada perché secondo noi è quella corretta, come abbiamo continuato col discorso dell'Albania, perché secondo noi era corretta ed è stato dimostrato che così è, perché più di qualche altro paese ci ha seguito a ruota, come continuiamo con la nostra politica, per quello che possiamo fare. C'è stato un battibecco, diciamo, anche nell'aula in commissione per quanto riguarda la recinzione di Piazza Libertà. Sappiamo che non risolverà il problema, perché non è che facendo una recinzione in Piazza Libertà hai risolto il 100% dei problemi di queste persone che stazionano in Piazza Libertà, ma è qualcosa in più. Si cerca di portare avanti una politica di sicurezza che noi abbiamo sempre cercato di appunto fare nel nostro territorio. Trieste, il comune di Trieste
in parte ha le mani legate su tantissime cose, ma per quello che possiamo noi facciamo. Dall'altra parte chi si appunto oppone alle recinzioni, abbiamo visto che hanno fatto emendamenti anche in regione che chiedevano appunto alloggi, che chiedevano posti dove far stazionare queste persone che sono irregolari. Quindi ci sono le due politiche completamente diverse. C'è chi soprattutto quando è in periodo non elettorale cerca di avvantaggiare questo mondo di clandestinità, e chi con tutte le proprie forze, un passetto alla volta, cerca di portare un po' di sicurezza e certezza a Trieste. Dopodiché io mi auguro che chi fa emendamenti, chi è pro immigrazione, chi cerca, chi difende a mani tratte chi entra nel nostro territorio senza documenti, mi auguro che nella prossima tornata elettorale lo metta per iscritto sul non mi viene la parola, scusami, sul programma, che scriva esattamente dove vuole fare questi centri diurni, questi centri notturni, e vedremo poi la risposta dei cittadini. Perché chiunque va a manifestare in Piazza Libertà a favore dei migranti, voglio vedere se nello stesso condominio o nel condominio a fianco dove abitano decidono di fare un posto, un dormitorio per appunto queste persone senza documenti. Voglio vedere chi appoggia questa situazione. Allora mi auguro che il centro-sinistra e la sinistra più estrema lo metta nel programma elettorale delle prossime comunali. Allora sentiamo la telefonata. Pronto? Pronto, buongiorno. Pronto? Prego, prego. Buongiorno. Allora, volevo dire una cosa che secondo me, come è strutturato adesso ai valichi, è anche inutile, perché i passer e i clandestini sicuramente non passano a Carmetti oppure a Rabuiese, ma passano attraverso i boschi e passano attraverso i valichi secondari. Più efficaci, secondo me, sono i controlli di retrovalico, cioè non fissi ma mobili. Infatti una volta, ritornando da Molutino, sono stato fermato all'altezza dell'Hotel Carso e la macchina della polizia non era visibile. Ecco, in quel caso senz'altro è più efficace, ma come è strutturato, cioè oggi come oggi, secondo me è perfettamente inutile, senza sminuire, per l'amor di Dio, il lavoro della polizia, alla quale va tutto il mio riconoscimento e il mio grazie. Ecco. Bene, grazie, prego. Ma non è vero, nel senso, se sono state fermate 11.000 persone, arrestati 276 passer, i numeri sono quelli, non sono numeri inventati perché non si possono inventare questi tipi di numeri, vuol dire che qualcosa funziona. Potrebbe funzionare di più? Sì, aggiungiamo forze dell'ordine? Sicuramente fa bene, ma al momento tra oggi e 10 anni fa c'è un'enorme differenza. Quindi significa che a qualcosa funziona. È chiaro che si potrebbe far di più, bisogna far di più, ma come ho detto prima, la rotta balcanica in entrata a Trieste è stata bloccata nel circa 80%. E i numeri parlano chiaro dei passer fermati, quindi cioè, non capisco veramente come si può dire che questa cosa non funzioni. Si potrebbe aumentare i controlli, tutto quello, però bisogna anche avere le forze dell'ordine a disposizione. Quindi per quanto concesso, secondo me insomma, qualcosa si è portato a casa. Bene, abbiamo ancora una telefonata, pronto? Buongiorno, sono Silvia. Ciao Silvia. Buongiorno. Ciao, buongiorno. Posso dire una cosa, così una stupidaggine personale? Allora, non voto destra, mai votai e mai voterò, però sinceramente il vostro ospite è molto, ma molto più educato e simpatico De Martini, poi col ciuffo sulla fronte. È insopportabile. Boh. Invece questo qua è un ragazzo più, come dire...
più simpatico, ecco. No, volevo dire, allora, in quanto ai sondaggi, SVG di sinistra? È così? Sì, no, i sondaggi non è che aspetta noi dai giudizi. Diciamo che il sondaggio viene commissionato da qualcuno, ecco. Ecco, appunto, allora, se viene commissionato da qualcuno, evidentemente, se loro sono di sinistra, sicuramente ci sono delle società di sondaggio che sono di destra. Cioè, voglio dire, datevi una mossa, fate un sondaggio anche voi, così fate contenti tutti. Allora, io intanto vorrei dire una mia opinione. I sondaggi seguono, le tendenze delle persone e non credo che siano le persone a seguire la tendenza del sondaggio, penso proprio di no, ecco, e quindi commenti sui sondaggi è inutile farli, insomma, no? Oppure, visto che quella è conclamato di sinistra, fatene uno conclamato di destra, ma secondo me non cambierà molto, alla fine. Dopo le votazioni, intendo. Ecco, comunque vi saluto e grazie della vostra trasmissione. Grazie alla signora. Prego, signor Palmi. Ciuffo a parte. Ciuffo a parte. Io, ahimè, non ho ricordi più del ciuffo. Io personalmente i sondaggi li lascio fare, perché la cosa più importante sarà il risultato vero e proprio delle comunali. Torno a dire, essendo una persona scaramantica, ben vengano questi sondaggi dove ci danno sempre per sfavoriti. Succede in tutto il mondo ed è giusto che sia così, va benissimo. L'importante è che quando ci sono le vere elezioni, quindi quando si va veramente al voto, vinca chi merita, insomma, che poi ovviamente sia la parte destra o centrodestra. Allora, volevo chiudere in maniera diversa, volevo far vedere al nostro ospite 5 Palmi, servizio con cui abbiamo lanciato un po' un appello sul mondo del basket ieri nel nostro telegiornale, no? Rifacendosi alle grandi imprese del recente passato della Pallacanestro Trieste e al valore che assumono quando si scambiano titoli sportivi sul mercato o si parla di scambiarli insomma in tante società che riguardano la 1 e la 2 italiana, sconquassando anche, come dire, i sentimenti dei tifosi. Momenti che definiscono una stagione, una carriera, una vita. Quelli vissuti da Daniele Cavaliero a Casale Monferrato. 7 tiri da 3 punti, 7 gemme per guidare l'Alma alla terra promessa. Questi sono momenti in cui ti ricordi di ogni tiro segnato, di ogni errore, di ogni fatica, di una stagione sull'ottovolante finita in gloria. Trieste torna nella massima serie, nell'urlo del Palatrieste! Come spiegare a un mini cestista che le imprese di Cavaliero e Ruzier non hanno più valore perché si possono comprare? Perché quel titolo sportivo di A1 guadagnato con il talento si compra e si vende oramai come una banana al supermercato. E questo è il vero interrogativo che il Gotha della pallacanestro italiana dovrebbe porsi. Quel mondo del basket che sostiene di guardare al futuro ma propone dirigenti che vengono dall'era dei dinosauri. E allora, in attesa che si consumi forse l'ultimo atto, gara 4 di semifinale fra Milano e Brescia, prima di sapere la verità, meglio rifletterci su. Badate bene, qua il tema non è solo Paul Matjasic e la pallacanestro Trieste, e nemmeno l'esito della vicenda di casa nostra. La piramide che implode su se stessa riguarda l'intero mondo della palla a spicchi, riguarda il valore stesso dei termini sport e appartenenza. Può esserci una prospettiva seria se le piazze a cui si chiede partecipazione, abbonamenti, sponsorizzazioni vengono trattate come caselle del risico? A quei bambini che palleggiano nel campetto, a quelle ragazze con la sciarpa della curva nord, a quegli adolescenti che ricorderanno per tutta la vita le esultanze rock di Valentine, come spieghiamo che basta un bonifico per spostare la loro squadra del cuore? Riconsiderare seriamente la politica dei titoli sportivi è imprescindibile, altrimenti i contraccolpi che hanno subito o sfiorato in soli pochi mesi
Trieste, Brescia, Torino, Scafati, Reggio Emilia, Virtus Roma e chissà quali altre società non note finiranno per minare le piazze del basket italiano dalle fondamenta. Dubitiamo fortemente che la soluzione possa essere una gassosa da litro, un hamburger che sa di cartone e la canotta dei Roma Gladiators al modico prezzo di 120 euro cada una. Basti pensare ai 2000 tifosi in meno al Pala Rubini nella gara decisiva contro Brescia, rispetto allo stesso evento, gli stessi quarti di finale playoff dell'anno precedente. Dati, non chiacchiere. Numeri che dimostrano come basti poco a danneggiare il secondo pubblico d'Italia. Basta far serpeggiare l'incertezza, basta far capire che quel sogno chiamato a uno, conquistato sul campo per ben 2 volte nel recente passato, può essere venduto dalla sera alla mattina. Che succeda o non succeda, importa relativamente il tema e la possibilità di farlo secondo le attuali regole. Chi lo aveva capito in tempi non sospetti è stato il consorzio Trieste Basket. Quella clausola di non trasferibilità è un baluardo di credibilità sportiva che ora più che mai va fatta valere. Allora, più che un servizio era un appello, no? In un mondo della pallacanestro in cui, come dire, rischi di perdere la tua squadra dalla sera alla mattina. Diciamo che questa federazione sta facendo dei danni, dei grossi danni, non solo a Trieste, abbiamo visto come che a ruota sono seguite altre 6 società che vanno a rischio di trovarsi un titolo non meritato, di perdere un titolo meritato e soprattutto l'incertezza per la propria città. Tutti quanti sanno appunto l'interesse mio che ho anche per questa squadra e per quello che succederà. Di certo i regolamenti vanno cambiati, perché non è possibile che uno, perché ha i soldi, può permettersi di fare qualsiasi cosa. Almeno questo nel calcio, tra virgolette, non è così. Non si possono spostare i titoli. Non si possono spostare i titoli. Ormai siamo tardi, perché siamo a giugno inoltrato e veramente il prossimo anno noi tifosi non sappiamo, cioè non abbiamo... Dopo la fede sportiva va oltre qualsiasi cosa, no? Abbiamo visto già più volte che siamo rimasti con la mano in bocca, abbiamo perdonato, ci siamo abbonati, comunque abbiamo fatto numeri stratosferici in palazzetto, però con questa maniera si va a allontanare il tifoso, la famiglia che poi si ritrova all'interno del palazzetto, quindi ahimè secondo me per qualsiasi cosa avremmo in avanti ormai il vaso è stato rotto, quindi un abbraccio a tutti i tifosi che vivono la mia stessa situazione, ecco. Benissimo, grazie allora a Gabriele Cinquepalmi di Fratelli d'Italia per essere stato con noi. È tutto per questa mattinata assieme a Sveglia Trieste, ci vediamo ore 13 e poi con il TG.